Ho calcolato male, perché forse è durato poco. Cominciamo, dai, cominciamo. Tutti pronti? Allora, eccoci qua, una situazione nuova. Io devo ringraziare il mio Umberto. Lasciate i we like per Umberto di We Like, che mi dà una mano. Io ho le idee, ma lui le mette in pratica molto meglio. Non c'è niente da fare a livello grafico. Allora, partita importante, vittoria importantissima. Partiamo subito con le sensazioni. Credo che il cuscinetto del risultato, cioè sapere che anche il paese, quando vai sul 2-0, sai che pure se te ne fanno 2 passi lo stesso, 3 passi lo stesso, insomma, ne dovevano fare 50 gol. Probabilmente mi ha lasciato un pochino più di tranquillità e ho potuto guardare la partita, i movimenti, anche senza guardare troppo il pallone, per cercare di capire in attacco, perché in attacco i movimenti d'attacco non mi sono dispiaciuti e ho visto il famoso benino un po' meglio, ancora in miglioramento. Per quanto riguarda poi la fase difensiva, un po' troppo larghi e questo è strano, cioè le squadre di Mazzarri, lui dovrà avere il tempo di lavorarci sicuramente e spero che lui lo registri, nel senso lo dica anche pubblicamente, che insomma lui voleva più compatti, più 10, siamo solo abbassati ma siamo ancora un po' larghi secondo me nelle marcature e quindi abbiamo concesso un po' di occasioni a un Braga che sinceramente è una squadra non forte, che non è fortissima, è sempre una partita di Champions, quindi non do per scontato il risultato mai, anche con la squadra più scarsa del mondo non dobbiamo dare mai per scontato il risultato. I gol arrivano insomma anche in maniera un po' casuale. Leggevo gli amici Bellini abbonati che giustamente lo famoso schema Garzia, perché se la butti forte al centro qualcosa può succedere ed è successa. Quindi bene, sono abbastanza soddisfatto. Sono curioso di leggere le vostre opinioni, perché io adesso con più tranquillità, con il risultato acquisito che ti può dare anche morale, bene, possiamo parlare bene di tutto quello che si può fare per crescere, perché teniamo questo mini campionatino delle sorelline da fare e cerchiamo di farlo bene, perché ci sono le possibilità di farlo. Vediamo un pochino. Allora, like preventivi, siete fortissimi e vi abbraccio un po' tutti. E parliamo anche insomma delle prestazioni individuali, mi incalzerete con parole di Mazzarri, tutte le cose. Buonasera Polli, contento per la vittoria. Nei primi 20 minuti ho visto molti calciatori del Napoli paurosi. Dobbiamo capire, è difficile, alle volte si vede la body language quando c'hanno, perché poi entrare nella psicologia è difficile, alle volte si capisce, alle volte no. Sicuramente è una partita dentro fuori, non la chiamiamo finale, ma era dentro fuori, quindi la tensione, qualcuno anche dei più giovani, non solo i più giovani, possono averla sentita. Dite quello che volete, ma il Braga è una squadra in media classifica della nostra Serie B. Ci fosse stata una squadra più forte, ne avremmo presi 3. Lo so, questa è una sensazione che penso avranno in tanti, Francesco, perché comunque non hanno avuto le opportunità, ci hanno creato qualche difficoltà. Alla fine però
l'XG che registriamo, c'è qualcuno a cui l'XG proprio non piace, Filomeno non ci piace l'XG. Intanto si dimostrano i presupposti, non dice tutto l'XG, però Napoli XG 1,57, Braga 0,99, quindi meglio il Napoli per quello che ha creato. Ovviamente se andiamo a vedere i tiri in porta, 6 Napoli, 5 Braga, quindi c'è equilibrio sotto quel punto di vista, equilibrio come possesso palla. Loro arrivano a 19 tiri totali, quindi vuol dire che abbiamo lasciato troppo larghe le marcature. Bella partita del capitano, sono d'accordo. Zielinski cammina da un mese, Kvara ogni dribbling che si fa si ritrova da solo, è vero, e non ha appoggi, è vero, è verissimo. Kvara con moglie in C, è vero, ha bisogno di sicurezza, un uomo distrutto, rinnovategli sto contratto. Al di là del contratto, secondo me Kvara un pochino di riposo se lo potrebbe fare. Io ho indovinato la formazione perché abbiamo capito più o meno anche Mazzarri come la pensa. Era difficile, dopo quello che ha fatto Garcia, era difficile mettere in discussione, perché fai le stesse cose che hanno distrutto Garcia, non l'avrebbe fatto mai. Però sai, una speranzella per un Lindstrom titolare ce l'avevo, niente da fare, non è entrato neanche questa volta Lindstrom. Ovviamente i cambi quelli sono, 5 ne ha fatti anche abbastanza presto, questo mi piace. E mi è piaciuto per esempio che sia entrato Gaetano, che abbia messo minutaggio Caiuste, perché non posso sopportare più Anghissà sarà un tema. Se non vediamo Lindstrom, lo so, tenere Kvara in campo poi di farlo segnare non fa bene a nessuno. Sono d'accordo. Dopo una buona vittoria sono d'accordo. E qua che io dicevo a Mazzarri, non ti preoccupare, ti daremo il tempo. Il tifoso napoletano non lo so, l'ambiente giornalistico così, però secondo me anche l'ambiente giornalistico qualche scelta un po' coraggiosa te la potrà concedere, perché veniamo dal disastro di prima e quindi vai liscio. Spero che Mazzarri non si faccia condizionare da quanto fatto in precedenza. Se capisci, se vedi, poi magari non la vede questa sostituzione e quindi è una scelta sua, però non vorrei che Mazzarri faccia scelte in base a quello un po' che gli è stato detto dal presidente, perché Simeone pure non gioca, e quando entra però Simeone gioca, segna, ricordo Reale, entra Raspadori, lì c'è quello che purtroppo quella è la situazione. Però sì, se non vediamo Lindstrom neanche stasera è difficile. La difesa balla ancora, ma li ho visti un po' più decisi, vedi Nathan. Il Braga gioca, non si chiude, perfetto per questa è una buona, Gabriele, è una buona indicazione tattica. Giocano, non si chiudono, e quindi il Napoli poteva fare folate, e quindi sì. Kvara, che è successo? Kvara ci prova sempre, ci prova fino in fondo, è poco brillante, un po' annebbiato nella scelta da fare finale. Alla fine gli riesce lo spunto. Se andiamo a vedere, secondo me, i dribbling riusciti ci siamo, e deve essere accompagnato di più. Io non voglio giustificare il ragazzo fino in fondo. Quando abbiamo detto quello che gli dovevamo dire, glielo abbiamo detto. Però un attenuante è che, oltre insomma un po' di stanchezza, secondo me, psicofisica, e che lo devi accompagnare. Quando lo ha accompagnato Nathan e Kvara lo ha premiato, siamo diventati pericolosissimi, quindi lì è la chiave. Vediamo se col ritorno di Mario Rui rivediamo uno Kvara anche più performante. Complimenti a Dilo, Meretta a fine partita. Nathan molto meglio come proposta in avanti. Sky lo so, su lui l'ha visto molto. No, Valentina, ne stavo parlando con gli amici abbonati ognuno vede una partita. Io proprio guardando, visto che il risultato non era in discussione, ci sono stati momenti in cui non ho più guardato la palla e ho guardato solo Anghissà, il modo in cui corre, il modo in cui ogni tanto stacca la spina e si ferma, vicino al pallone non interviene, non fa quello scatto, è jogging, non è corsa. Veramente è un peccato per le sue potenzialità fisiche, anche tecniche, ed è uno di quei giocatori che secondo me, io spero tanto nella crescita di Caiuste, perché non mi va bene un giocatore che anche bene in certi momenti della partita e poi in certi altri momenti mi dà fastidio fisicamente. Se la palla è a tua disposizione e non ci arrivi perché sei scarico sulle gambe, veramente sono sensazioni, cioè vedo altri che si dannano l'anima, no? Che si fanno errori perché gli errori si fanno, ma se non te la danni l'anima,
abbasso il voto. Bisognerebbe cambiare la posizione di Kvara, ormai prevedibile. In Georgia gioca da seconda punta e dà pochi riferimenti agli avversari. Sì, Francesco, consideriamo sempre che però la Georgia è una squadra che gioca bene o male in attesa, in ripartenza, quindi lì è più facile per Kvara, magari trova anche difese un po' più scoperte, perché le squadre che affrontano la Georgia si espongono un po' di più, e lì Kvara è devastante. In un'ipotesi futura dove magari Mazzarri si decide di passare a un 3-5-2, Kvara Osimhen, con Kvara più libero di svariare intorno a Osimhen, perché no? Potrebbe essere una soluzione simpatica, ma simpatica per chi? Diceva il mio babbo. Sulla finalizzazione ho visto anche stasera problemi seri, si sono mangiati 2-3 gol fatti e finiti. Mazzarri ha appena detto ai microfoni che magari i ragazzi con la vittoria dello scudetto hanno smesso di sentire il pericolo. Michele, ma vedi che le similitudini con l'annata di Ancelotti Gattuso ritornano. L'annusare il pericolo può venire dal può venire da vincere lo scudetto, o può venire in generale che non annusi il pericolo. Attenzione Mazzarri, sicuramente verrà distrutto dai giornali domani per questa dichiarazione. Buonasera amiche ed amici bellini, lasciate i like e iscrivetevi al canale. Nathan meglio in fase offensiva e Lasco in quella difensiva, direi la schifezza, Lasco nel senso la schifezza, la partita di chissà. Valentino Siano, mi dicono che è la prima volta che il Napoli si qualifica per 2 anni di fila agli ottavi. Nel benino generale mi sembra una buona notizia, una ottima notizia Valentino. Ho spostato anche l'azzurro fluido in mezzo qua perché dovevo dare spazio. Vi piace o no la nuova grafica? Ci sono delle sorprese che vi avevo promesso e arriveranno. Grazie mille Valentino. Fammi recuperare il tuo messaggio. Volano i messaggi, siete in tantissimi subito. Molti arriveranno dopo, molti non arriveranno proprio perché è tardi e bisogna andare a dormire e bisogna andare a lavorare domani. Sì, non diamo mai per scontato, ragazzi, come si dice, il percorso europeo del Napoli, perché siamo una squadra giovane sotto questo punto di vista. Quindi bene, non benino, bene andare avanti. Non è scontato, la stagione è quella che è, quindi benissimo sotto questo punto di vista. Poi non siamo risultatisti, nel senso che non diciamo mostro, abbiamo fatto, è tutto risolto. Perché l'analizziamo la partita dentro e fuori e va bene così. Però era importante perché adesso comincia un secondo ciclo, non tutte partite facili, perché già sto sentendo Mazzarri di tutte partite facili direi proprio di no, però tutte squadre che sono un pochino più abbordabili e non proibitive come il ciclo con cui ha dovuto cominciare. Quindi partire con questo nuovo miniciclo per la fine dell'anno, con questa vittoria, col passaggio, col pallone d'oro africano che torna pure a segnare, un pochino più di consapevolezza, dai, possiamo anche fare il clean sheet se ci impegniamo, è buono sicuramente, può solo aiutare. Allora, Federico, secondo me non corrono più come prima, brutto vedere che si fermano al centrocampo e tornano indietro, brutto a vedersi accettando da lavorare. Sì, dobbiamo capire, vedi Federico da Facebook addirittura, dobbiamo capire questa storia della condizione fisica, perché io, non avendo noi i dati, certo possiamo analizzare i dati della corsa, la corsa senza palla, la velocità della palla, e quello lo abbiamo fatto, e bene o male abbiamo visto che sia con Spalletti, sia con Garcia, sia con Mazzarri, bene o male siamo lì come chilometri percorsi. Poi è chiaro, i chilometri percorsi dipendono se c'hai molto di più il pallone, se devi rincorrere gli avversari, non è un dato assoluto che ci basta per dire che stanno in grande forma o no. C'è da considerare che è una stagione diversa perché non c'è la pausa mondiale, quindi si pensava, io spero che si sia fatto una programmazione all'inizio per durare più a lungo durante la stagione, possiamo solo sperarlo e non possiamo averne certezza. Adesso è cambiato il preparatore, quindi avranno i dati a disposizione, faranno di conseguenza, noi ci aspettiamo. Sono tutti professionisti, ragazzi, sotto questo punto di vista, però anche i professionisti sbagliano, quindi vediamo se riusciamo a ritrovare un po' di brillantezza, perché in effetti così siamo alle solite. È il Napoli che gioca sotto ritmo che non risulta
tambureggiante, tamburellante e pericoloso. Risultiamo un pochino prevedibili se andiamo a 2 giri, voglio dire, questo è scontato. Partita un po' pesante, bruttino, il Maradona non soldato in una partita di Champions, è anche abbastanza silenzioso. Ciro è uscito con il Copenaghen, peccato, non ho controllato nessun altro risultato, non so niente, me le potete dire voi. Sì, peccato, oramai questo è il nostro stadio, è un pochino... rispecchia anche un po' quello che ogni tanto fanno i giocatori, no? Se perdi il contatto con la vetta, storicamente il Napoli poi non riesce a lottare con i denti e qualcosa lo lascia per strada, un po' anche il pubblico, se perdi il contatto con la vetta viene meno, anche se questa è una partita che, caspita, e stiamo parlando di serate di Champions, stiamo parlando di passaggio agli ottavi, è l'ultima partita, è veramente un peccato. Sul silenzioso lo sapete come la penso, poi Paramount Plus mi ha fatto anche lo scherzo di mettere un solo telecronista in un acquario, una lagna mortale, veramente mortale. La mia impressione è che tutti, a cominciare da Kvara, non sono in forma fisica, quindi vengono meno nei dribbling e nei contrasti. Bella grafica, grazie Giacomo. Prima mi ricordavo con mio padre che quando andavo una decina di anni fa nei distinti i sediolini tremavano dal tifo e non ero neanche in curva. Che tristezza. Purtroppo registriamo tutto questo. Manca la progressione dopo il primo spunto. A mio parere è stato un fatto lavoro atletico che ha portato il Napoli a 1000 fino a fine marzo e poi è morto fisicamente. Vediamo, hai ragione a ricordare anche quello che si è fatto l'anno scorso, perché poi veramente avevamo accumulato tutto quel vantaggio, quindi si giocava anche su quello. Però poi siamo venuti meno e abbiamo avuto la media che poi è stata la media con cui abbiamo cominciato, quindi coincidenze non lo so, vanno analizzate bene queste cose. Un benino meglio. Chi speri di prendere al sorteggio, amico mio? Non lo so proprio, non so nemmeno quali sono le squadre in lista, ovviamente ne parleremo, se volete elencarmele facciamo il giochino. Complimenti a JJ, buona personalità e chiusure, sono d'accordo, secondo me leggermente meglio anche Rachmani, mi è piaciuto Di Lorenzo, Nathan come vi ho detto, anche in reaction, la reaction parla chiaro, una reaction parla chiarissimo, per questo è importante che ve la vediate ed è per questo che io cerco di farla subito a fine partita, perché ci porta anche sullo spunto a caldo sul commento della partita. Nathan, sembra che le marcature è semplice secondo me, come Mazzarri diceva bene, ricordava bene Bremer che i primi mesi così, Mazzarri Nathan deve prendere le misure con il calcio europeo e marca ancora un po' troppo alla brasiliana. Perché? Perché la distanza, poi il brasiliano che avrai di fronte proverà un dribbling strano, si allungano il pallone, elastico, eccetera, eccetera. Non è un calcio che insomma ti abitua a queste marcature strette e quindi Nathan marca un po' così, però in avanti mi è sembrato propositivo, le partite in miglioramento partita dopo partita come terzino e oggi anche la soddisfazione dell'assist, mica poco. Bravo Emiliano, vatti a vedere la reaction e torna. Non è questa la partita adatta per valutare il giocatore, troppo condizionata dal 2-0. Scusa la domanda, può essere che il Napoli paghi le grandi partenze dell'anno scorso supportato da una preparazione iniziale non c'è, e può essere, sì, è proprio quello di cui stiamo parlando, la differenza anche di preparazione. Ricordiamo che sono tanti anni che questi giocatori non hanno anche possibilità di staccare seriamente, c'è sempre una pausa nazionale, c'è sempre un mondiale, un europeo di mezzo, è difficile recuperare, resettare i muscoli mentalmente e anche mentalmente e poi ricominciare. Quindi sì, può essere anche questo sicuramente, e mantenere lo stesso preparatore sarebbe stato ottimo, perché almeno tu sai come ti reagiscono i giocatori a un certo tipo di lavoro. Volano tutti i messaggi. Stai guardando cosa stanno facendo i vari Michel, Farioli, Maresca, eccetera, all'estero, tutti allenatori giovani tatticamente interessanti con cui sarebbe bello intraprendere un percorso a Napoli. Luca, sì, non sto studiando, sarò onesto, non vi posso dire per dentro e fuori, sto studiando più quelli che già sono in Italia, perché è più facile per me studiarli.
si faranno approfondimenti sicuramente, ci sono allenatori interessanti, ecco perché io quando poi abbiamo scelto Mazzarri, ma questi qua erano ovviamente occupati, in corsa è difficile, però non è che torniamo indietro, guardiamo in avanti e ci sono sicuramente dei profili interessanti, con idee nuove che si aggiornano costantemente. Non è che si devono studiare quello che si è fatto in passato, studiano quello che si fa oggi e ci mettono del loro, quindi ci divertiremo sicuramente. Grazie mille Antonio. Non lo so, questa gestione del secondo tempo, questa pigrizia di sottofondo dei giocatori, questo mezzo pressing aggressivo, questa questione della preparazione mi sta convincendo. Ti sta convincendo? Ah, ti sta convincendo che la questione sia la preparazione. Vediamo, noi registriamo che in conferenza, Diego, adesso ti vengo ad abbracciare. Registriamo che in conferenza la domanda è arrivata più volte sia a Juan Jesus sia a Mazzarri, e nonostante i due non fossero al 100% d'accordo l'uno con l'altro, perché Juan Jesus diceva di più dobbiamo fare gol, Mazzarri diceva di più dobbiamo non subire gol, nessuno dei due ha parlato di condizione fisica. Mazzarri ha detto io i dati ce li ho ma non ve li dico, e quindi possiamo fare delle ipotesi. Io sono sempre attendista, non ho una risposta precisa, sto con quello che dice Paolo Del Genio, che prima di darti la sicurezza che è una cosa fisica dice probabilmente una cosa tattica che non aiuta nemmeno la tattica mezza e mezza, che adesso dobbiamo decidere cosa fare da grandi, non ti aiuta poi nelle scelte. E per quanto riguarda Anghissà, quando a volte lo vedi un po' spaesato in giro per il campo, lì è anche tattica che poi te lo fa risultare che arriva secondo sulle palle, non è semplicemente una questione fisica. Quindi sono possibilissimo. Qua su Infinity Plus è tutto un piangere per il mercato primo posto. Non hanno solo passare al primo posto, vabbè. E ce ne faremo anche qua una ragione. Manchiamo un po' di brillantezza, bisogna capire se è più fisica o mentale. Arsenal, Atletico Madrid, se non perde con la Lazio, Real Sociedad, Dortmund, Paris Saint-Germain, Manchester City e Barcellona. Di queste io ti dico Real Sociedad senza proprio pensarci due volte. Sicuramente una squadra che anche lei si possono dire le frasi fatte, ma per blasone di tutte queste squadre che sono abituate un po' di più ad andare avanti, io scelgo sempre Real Sociedad tra queste qua, senza dubbio. Basta calcio, ma quando è che ci proponi un po' di sana musica? Amico mio, io la musica è sempre lì sullo sfondo della mia vita e dovrebbe essere la mia attività principale, nonostante io faccia YouTube con grande passione tutti i giorni. Però devi sapere, e mi piace che tu mi chieda questo, però devi sapere che non tutti sono poi interessati, tutti quelli che sono qui sono poi interessati all'argomento artistico, e quindi devo rispettare quello che si è iscritto aspettandosi contenuti di calcio. Noi ogni tanto ce ne usciamo e rientriamo prendendo una tangente, però va bene così. Prima o poi le mischiamo tutte le cose che mi riguardano. Annata difficile, ma forza Napoli sempre. Esatto, Diego, e ti abbraccio forte. E anche Tore Falanga mi premeva salutare e ringraziare. K77 sfortunato, deconcentrato, ma i suoi dribbli e i suoi spunti si sono sentiti. Serve il terzino di spinta per lui. Esatto, sono d'accordissimo. Top il gol per e per di Osimhen. È vero. Serve un Zanioli, Politano tra i migliori. Sì, il gol per e per è proprio così. Cioè, se tu ci pensi, lo sfottò supremo con cui si accusava Osimhen di non avere una sagacia tecnica sopraffina, lo fa per e per, è proprio così, cioè perché la prende con un piede, poi con l'altro la smorza, il portiere lo supera in qualche modo. Si sa che non segni se la prendi troppo bene, diceva la canzone di qui sopra, e quindi alle volte quando ti deve andare anche così, e sono molto contento che abbia segnato Osimhen. Immaginate tutte le polemiche
che potevano trascinarsi in caso in cui ma chi lo si vede che ha viaggiato, è distratto, che lo sape in Nigeria che ha fatto. Invece abbiamo saputo che ha fatto anche degli esercizi in aereo. Quali in America? In aereo. Quindi forse tra gli esercizi in aereo c'era questa cosa, lui tenta di prenderla di tacco, non la riesce a prendere, poi alla fine segna col destro. Bravo Valerio, il telecronista inglese era una lagna, latte alle ginocchia, preferisco l'italo-americano quando fa le telecronache. Stagman era veramente insopportabile, e non dico che la partita non si può vedere così, ma un po' di pathos anche quando non hai il commentatore vicino, il commento tecnico, perché ci sono telecronisti anche stranieri che reggono la partita da soli e non ci sono momenti di pausa, e quando c'è un momento di pausa ti dicono qualcosa di interessante. Oggi del telecronista mi prendo solamente la curiosità statistica che Politano è alla 66esima sostituzione consecutiva, che è un numero pazzesco, e potrebbe anche scocciarsi Politano prima o poi di dire ma una partita ma la facite finire giusto per sfizio. Però bene, Politano ancora positivo, 66 sostituzioni consecutive, se è vero questo dato è un dato pazzesco. Allora, Dortmund tutta la vita. Buonasera, sono Alessandro, il ragazzo che ti... Ciao Alessandro. I soliti problemi difensivi, specialmente le mancate uscite sui crossatori. Il lato positivo è tornata la vittoria. Esatto, Ale. Vittoria a Maradona, che anche quella non era più una cosa scontata. Vuoi vedere che per vincere a Maradona non ci deve essere il pienone? La dico così per scherzare, ovviamente non deve essere così, non era così l'anno scorso. Però sì, anche per una questione proprio di tabù, che poi ti senti addosso, che diventa pesante giocare in casa. No, non può essere pesante giocare in casa, si riequilibrerà il dato, ne sono convintissimo che per la fine della stagione il dato tra le vittorie in trasferta e le vittorie in casa si riequilibrerà, e quindi cominciare a farlo in Champions bene, perché ripeto, non sono partite scontate assolutamente. Anche sta molto spesso per apparare il controllo pigro, perde un tempo di gioco e possibili spunti offensivi per servire i compagni. Cagliuste mi sembra avere un bel potenziale, composto, concreto e fisico. Sì, sono d'accordo. La speranza quando è arrivato Cagliuste, dopo aver visto i vari highlights, insomma, delle sue possibilità tecniche e fisiche, ho detto proprio questo: speriamo che metta in difficoltà Anghissà. Cioè, Cagliuste viene per fare il panchinaro di Anghissà parte sempre da titolare per quello che ci ha dimostrato, però se Cagliuste gli morde un po' le caviglie in allenamento e si dimostra di essere sul pezzo e di essere in forma, qualche partita lo può anche assettare in panchina. E invece cambiano gli allenatori e i titolarissimi sono sempre confermati. È difficile da accettare, perché in questo calcio dove devi sempre essere al massimo fisicamente, se è vero come è vero che abbiamo dei problemi fisici e sembriamo non durare più di 60 minuti, questo chiedo a Mazzarri, e mi è piaciuto perché poi alla fine entrano Cagliuste e Elmas al 61esimo, giusto, non dico di farlo al 45esimo, magari speravi nel terzo gol, ma va bene al 61esimo, al 70esimo entrano Gaetano e Raspadori, va bene, poi anche Ostergaard, ma lì secondo me c'era il problemuccio di Juan Jesus. Questi cambi un pochino più veloci, senza aspettare l'80esimo, che poi cambia poco la cosa, mi fanno piacere, perché vuol dire che poi metti forze fresche e il Napoli può mantenere almeno quel livello di combattività. Possiamo dire che stasera Meret ha giocato bene? Sì, non molto impegnato, ma in quelle due parate che doveva fare le ha fatte, anche se mi piacerebbe vedere ogni tanto Collini. Complimenti Vale, grazie Vincenzo. Sì, Meret fa una parata bella plastica, secondo me non difficilissima, però molto bella, anche efficace nel primo tempo con la mano di richiamo, bellissima. E poi fa altre parate, alcune facili, alcune tranquille. Pensavo avesse parato anche quella là del secondo tempo, ma lì c'è stato il palo del Braga. Quindi bene, ancora così e così nelle uscite, ma non ci aspettiamo che improvvisamente diventi un portiere che esce alto e prende il pallone. E quella sbavatura all'inizio primo tempo, quel passaggio, però ci ha messo la su clean sheet, diamo un po' di soddisfazione anche a Meret.
Senza dubbio. Angela, ho una domanda per entrambi, ovvero secondo voi l'ha detto Mazzarri ad Amir di fare quelle scorribande in avanti? Personalmente mi è piaciuto molto questo, lo segnaliamo, me la segno e vediamo anche cosa ci dice Guido. Possiamo dire senza essere sacrileghi che anche questo Anghissà potrebbe essere sul mercato in uscita? Guarda, io ne parlavo come giocatore del Napoli da poter mettere in panchina ogni tanto. In uscita non lo so, Biagio, perché è ancora un giocatore che, sai, lui ha girato tutti i campionati europei, è un giocatore conosciuto da quelli che poi devono fare il mercato. Non lo so se le altre squadre, gli altri direttori sportivi avevano già individuato questo unico difettuccio di Anghissà di attacca e stacca ogni tanto. Può essere di sì, perché sfiori la Premier League, la Spagna, anche in Francia, si era consacrato nel Napoli in un'annata perfetta, anche l'annata precedente, da come è arrivato subito si è presentato molto bene. In Italia mi dà sempre la sensazione che se tu hai quel minimo di fisicità basta ed avanza, e secondo me questo poi è stata la rovina di Anghissà, cioè sto in Italia, mi guardo intorno, basta e avanza quello che faccio, mi posso anche gestire fisicamente. Ricordiamo che essendo un giocatore africano ha questo handicap della Coppa d'Africa che ogni tanto te li porta via, e quindi secondo me i direttori sportivi ci pensano due volte prima di comprare, a meno che non sono giocatori decisivi, ci pensi due volte prima di comprarlo, quindi non so che tipo di mercato potrebbe avere Anghissà. Secondo te Nathan, che stringe molto sul centrale del suo lato, è più indole giocatore o indicazioni di Mazzarri per chiudere le linee centrali? Bellissima domanda da fare così come l'hai scritta al mister in conferenza. Non si addentrano quasi mai i giornalisti in queste domande. È interessantissimo. Come faccio a dirtelo? Io ti posso semplicemente dire che da posizioni medie, per quando insomma Nathan muove il pallone, che tocca il pallone, Nathan lo sta cercando di fare il terzino un po' più alto. Quando però c'è la fase difensiva tende a stringersi, sarà il modo, vi ho detto, le distanze larghe a cui lui è abituato dal Brasile, quindi tende a rinculare, la paura che se poi prendi il buco, se poi ci vai troppo forte ti salta a pie pari e poi fanno il famoso cross dalla linea del fondo, che è pericolosissima, quindi l'attesa fai un errore in meno, quindi potrebbe essere anche questo. Però non avendo noi da quella parte un Kvara e non un Politano, è lì che ci entrano più facilmente, perché Kvara si dà una mano, ma Politano è molto più difensivo rispetto a Kvara e aiuta quando Di Lorenzo invece magari è in avanti per le sue scorribande. E andiamo a leggere altri messaggi. Capello dice a Mazzarri che ha molto da lavorare perché il Napoli ha concesso troppo da una squadra mediocre. Ahimè, sono d'accordo. Se l'ha messa giù così bello tosto Capello, ma non penso che abbia poi torto. Io con il Cagliari metterei Cajuste, Zanoli e Ostigar in difesa con Nathan. Allora non si può fare, non posso ipotizzare rivoluzioni, perché sarebbe strano a questo punto, visto che Mazzarri ce l'ha anche detto. Io ho studiato, non è più come una volta, i ragazzi le reggono le partite consecutive, eccetera eccetera. Quindi tu dici Zanoli e Ostigar in difesa con Nathan, cioè metti Ostigard, Nathan, coppia difensiva, Zanoli a sinistra perché non penso al posto di Lorenzo, e Cajuste immagino al posto di Anghissà. Cajuste può giocare pure al posto di Zielinski, perdi molta qualità, però può anche farlo. Di questo che mi dici, io spero tanto in Ostigard per la questione importantissima dei cross del Cagliari. Il Cagliari non è una squadra incredibile, però attenzione, è la loro specialità, sono la migliore squadra d'Italia per cross precisi, e non lo dico a caso, non lo dico per spaventarvi, faccio una screenshot così, guardate, non lo dico per caso, lo dico perché i dati dicono così. Mazzarri, e ve l'ho fatto vedere in un video precedente, Mazzarri ha incontrato nell'ordine, da quando è arrivato, l'Atalanta, media di 6 cross a partita, l'Inter, media di 6.2, la Juventus 5.4 e adesso incontra il Cagliari 6.5. Quindi, se vogliamo dire una cosa a Mazzarri, questi dati che sono a disposizione di tutti, perché si trovano su SofaScore, quindi non c'è bisogno
di cose pazzesche. Questi dati ti obbligano, a meno che non sei infortunato, a mettere i migliori colpitori di testa che hai. Ora, Rachmani è un buon colpitore di testa, però ultimamente sta azzeccato a terra e non salta. Di conseguenza il primo che dovrebbe avvicendarsi è Rachmani, Ostigard, fare questo cambio e mettere un Ostigard che di testa è la sua specialità. La specialità del Cagliari sono i cross, la specialità di Ostigard sono i colpi di testa. Deve giocare Ostigard, non c'è alcun dubbio. Poi Ostigard sbaglia la partita, fa la pellecchia, è colpa di Mazzarri, colpa mia, date tutta la colpa a me, ma deve giocare già avrebbe dovuto giocare contro l'Inter, contro l'Atalanta e contro la Juventus. Deve giocare Ostigard. Al suo fianco ci puoi mettere Nathan, ci puoi mettere Rachmani, ci puoi mettere Juan Jesus se ti convince di più, ma Ostigard deve essere per forza, per logica, non per forza, per logica, una scelta di logica, proprio di contrapposizione. Qual è il punto forte dell'avversario? Cerco di limitarlo così. Questa è nella logica delle cose. Poi il calcio vuole che tu metti Rachmani, Nathan e segnano tutti e due, e ha ragione chi fa così. Prega per noi, Don Raffaele. Vabbè, i like stanno scarseggiando. Avete fatto tutti i like preventivi prima e poi vi siete ammosciati come il San Paolo. No, come il San Paolo, come il Maradona. Vai, allora i like, volano i messaggi, ma bevo. Like, dobbiamo arrivare a 400 senza dubbio. È serata di Champions, non mi interessa che sia un martedì pazzesco, è serata di Champions. Ostigard, David Lopez sarebbe la coppia migliore al momento. David Lopez. Ragazzi, Girona, ma voi vi rendete conto che noi abbiamo affrontato... Io dicevo questa cosa all'inizio, ma fare qualche amichevole con squadre un pochino più forti, così ti rendi conto della tua forza. La battuta vuole che noi abbiamo fatto un amichevole mica male, con la prima in classifica della Liga Spagnola. Il Girona lo sto guardando. Ho guardato l'ultima partita con Barcellona, una squadra entusiasmante, squadra che sta vivendo un sogno, con David Lopez e Danny Blind in campo, bello quel Savio sulla fascia sinistra, mica male, un bel sogno, ci vogliono queste storie nel calcio. E quindi sbagliavo io, il Napoli l'ha fatta l'amichevole di lusso con una squadra forte, e il Girona al contrario è il Girona che ha fatto una grande amichevole contro una squadra forte che era il Napoli scudettato, ed è per questo che poi si sono subito buttati nella nuova avventura con i presupposti giusti. È così che si fa. Segna per noi, pur se fa segna per noi. O no, ma Carlo, siamo veramente, è un trofeo per il Napoli. La difesa è un problema da affrontare. L'errore in estate è stato quello di associare Rachmani alla figura che fu Albiolo per Koulibaly per far crescere Nathan. Sì, questo è un discorso probabilmente come due titolari, sì. Mac Cipo è dei nostri. Benvenuto Mac Cipo, benvenuto, iscrivetevi al canale, non vi preoccupate, non succede niente di male. Sì, Rachmani per far crescere Nathan, probabilmente il discorso che si è fatto in sede di mercato è: abbiamo Juan Jesus che se lo prende sotto la sua ala da Batman protettiva e fa crescere Nathan con calma. Nel frattempo tu hai Rachmani, che è una certezza, che è da considerare una certezza, perché poi era da considerare una certezza, bocce ferme, non è che tu dici Rachmani non è buono, e ci sta dimostrando adesso che ha delle sbavature incorporate, però non dovevi sottovalutare quella che era la perdita di Kim, questo sicuramente, ma pensare che anche Rachmani avesse un inizio così titubante era difficile. Quello di Kim lo dovevi pensare, perché Kim non era solamente difensore, ma era anche quello che faceva iniziare l'azione molto bene. Quello è stato sottovalutato da tutti, pensando vabbè, tanto c'hai Juan Jesus, tanto c'hai Ostigard, nel frattempo cresce Nathan, che è un prospetto interessante, perché lo è un prospetto interessante. C'è stato un po' di ottimismo, e sicuramente non è Rachmani che fa crescere Nathan, ma
più Juan Jesus è uno di quelli che guida la difesa ed è imposta e magari ti tiene anche l'attenzione al 100%. Rachmani deve guidare se stesso e da lì ci sono già delle problematiche. Allora, mi aspetto qualcosina sicuramente. Chi vorresti? Non lo so. Il discorso del mercato di gennaio, ragazzi, non vorrei poi che ci illudiamo. L'ultimo mercato di gennaio positivo era quando stavamo in grande difficoltà. Ricordiamo che arrivò Demme, Lobotka, Politano. Spero di non stare in quelle difficoltà a gennaio. Spero di mantenere il contatto, diciamo, con il Milan. Magari se il Milan scivola un altro po', manteniamo il contatto con il terzo posto, difendiamo il quarto. Adesso c'è da recuperare perché ci sono troppe squadre là davanti. Qualcosa me lo posso aspettare, sì, un po' per dare una mano a Mazzarri se vuole anche cambiare modulo, quindi qualcosa in difesa si può pensare, o qualcosa a centrocampo se qualcosa lì manca, non si è capito, se il sostituto di Lobotka è Anghissà, perché quando esce Lobotka si sposta Anghissà, qualche volta Cajuste, ma non c'è un sostituto di Lobotka. Mi aspetto che si risolva la situazione Demme, perché c'è un giocatore in mezzo che non gioca mai, che si prende uno stipendio, prenditene uno che almeno nelle rotazioni ci può rientrare. Quindi un centrocampista lì. In attacco penso che siamo bene o male completi, abbiamo tutto, e capire la situazione Zanoli una volta e per tutte, perché ancora una volta non ha giocato, non gioca mai, vuol dire che il ragazzo poi lo mortifichi ed è un peccato, è uno spreco. Nathan, player of the match, d'accordo? E perché no? Sì, a me è piaciuto parecchio, specialmente c'ha l'assist, c'ha avuto personalità. Tra gli altri che vedo qui, a me è piaciuto Lobotka, Politano abbastanza, Di Lorenzo mi è piaciuto molto oggi. Nathan se lo può meritare questo riconoscimento. Occhio che potrebbe ripetersi lo stesso mercato di 4 anni fa, guarda caso, guarda che la stagione cambia allenatore, esatto, speriamo perché poi fu importante. Ma se il Chelsea comprasse Osimhen e il Napoli prendesse subito Zirkzee e 2 bei terzini, Carmelo, il fantacalcio è chiuso, nel senso chi è dentro chi è fuori è fuori. Non lo so, io non credo che Osimhen si possa muovere a gennaio, perché poi se lo prendono con la Coppa d'Africa, durante la Coppa d'Africa, non lo so. Secondo me Osimhen va rinnovato e devi fare un discorso serio per giugno. Zirkzee magari, ma perché il Bologna, che è quarto in classifica in questo momento, ti deve dare Zirkzee a gennaio? Glielo devi pagare 150 milioni e il Napoli non è squadra che si mette là e dice ho individuato il profilo, quanto costa? Veramente costa 70, qua stanno 80. Il Napoli non fa queste cose qua, quindi è difficile adesso Zirkzee, anche perché si sta facendo vedere a livello nazionale, quindi ci dovevi arrivare un pochino prima probabilmente. Vale, e chi se lo sopporta adesso? Su Infinity stanno celebrando il Napoli per la 6ª qualificazione agli ottavi e 14ª partecipazione alle coppe europee. Io sono un imprenditore, non sono un prenditore. 33 anni fa, no, quando fu 18, 19 anni fa, ho speso 35, 36, 37, 38, 39 milioni, le solite cose che dici. Vabbè. Va bene starci, va bene però onorarle le competizioni europee, perché molto spesso in Europa, a partire proprio da quello che diceva DL, tutta l'Europa League sembrava più un fastidio che altro. Quando vai alla Champions devi fare le cose per bene, devi mandare rappresentanti, non puoi snobbare le cose, anche le manifestazioni non le puoi snobbare. Ogni piè sospinto dici che la FIFA è così, la UEFA è così, è un pochino... Mentre ti vanti di questa cosa qui, poi ci sputi sopra sul piatto in cui stai mangiando, quindi sempre un po' di gestione comunicativa che si potrebbe fare un pochino meglio. Come valuti la prestazione di Kvara? In conferenza si è parlato di Kvara e Osi in crescita e segnali positivi. Kvara in crescita no, Osi sì.
Osi sicuramente in crescita, l'avevo visto bene anche con la Juve. Kvara è più o meno lo stesso da 4-5 partite, forse anche di più, cioè uno che ci prova sempre, che non si tira indietro, che prende calci, che però non è brillantissimo in questo momento. Arrivato il gol con l'Atalanta, però gli sta mancando anche l'assist oltre che il gol, cioè la scelta con la testa alta di vedere i movimenti. Glieli stanno facendo i movimenti intorno, non come l'anno scorso probabilmente, però è quello che mi è stato detto anche all'inizio, cioè consideriamo il ragazzo tra i più giovani della cucciolata che possa avere anche delle paturnie umane, cioè è umano, non è il giocatore della PlayStation con la freccia in alto e quindi è in grande forma, il dribbling gli riuscirà sempre. Giocatore umano, giocatore giovane, giocatore che ha avuto dei riconoscimenti importanti, giocatore che pure la famiglia ogni tanto ci può dare dei pensieri e saremmo stupidi a non considerare tutto questo. Allora, invertire Anghissà e Zielinski per le caratteristiche di Politano e Kvara non garantisce più equilibrio. Invertire Anghissà e Zielinski, cioè dare il supporto a Politano con Zielinski, non lo so cosa cambia. Zielinski vicino a Kvara funzionava benissimo l'anno scorso, e Anghissà con Politano anche. Poi Anghissà è uno di quelli che se Di Lorenzo va verso il centro, si accentra, deve andare ad occupare anche l'altra zona. Molto spesso il Napoli era pericoloso quando Anghissà era anche a schiacciarsi su Zielinski e quindi creava superiorità numerica, e lì era anche più difficile raddoppiare e triplicare Kvara. Questa è un'altra cosa che si sta dicendo poco. Oltre alla spinta che ti deve dare il terzino e la presenza di Zielinski in mezzala, una cosa che faceva Anghissà l'anno scorso era spostarsi sul lato sinistro, e quindi lì era difficile raddoppiare Kvara, triplicare Kvara, perché qualche uomo poi sarebbe stato libero lì in zona palla, perché qualcuno si libera dall'altra parte, ma è difficile fargli arrivare la palla delle comandate. Quindi questa è una di quelle cose che si possono chiedere anche ad Anghissà. Se Kvara è un po' troppo triplicato, andate ad aiutarlo, così diventa anche riaggressione. Se gli prendono il pallone state tutti più vicini alla palla, la potete riprendere subito e non si crea il presupposto per pallate e per scavalcamenti vari. Per il mondiale per club il Napoli sta a 41.000, mentre la Juve a 47.000. Dovremmo passare ai quarti con una vittoria e un pareggio, e poi fare almeno un pareggio ai quarti. Troppi calcoli, speriamo nei sorteggi. Lo so, è difficilissimo, l'avevamo detto che era difficilissimo, e anche se il Milan si ferma, la Juve sta là, anche se non può migliorare il suo punteggio in quest'annata. Veramente serve fare un percorso netto anche agli ottavi, ai quarti, è molto difficile. Rachmani è un ottimo centrale, ma a differenza di Nathan non è un difensore di anticipo. Nathan Ostica hanno fatto bene, perché con due centrali di anticipo uno metteva sulla pezza le pecche della. Sì, ma si devono anche ben complementare i centrali difensivi, sicuramente. Non ce l'ha l'anticipo Rachmani, però almeno da lui non mi aspetto l'anticipo, ma mi aspetto che salti, che senta l'attaccante, che si metta anche di fisico. Poi Rachmani non imposta male, è difficile che forza la giocata, ogni tanto qualche lancio, però là devi vedere pure che ti sta chiedendo l'allenatore, perché secondo me Garcia aveva chiesto di stare un po' più bassi e di lanciare Osi per subire di meno, per avere subire meno pericoli con il giro palla, che può diventare sterile, e quindi più la pallata Osimhen. Però la pallata Osimhen da solo, se non lo accompagni, diventa, speriamo che anche oggi Osimhen fa un miracolo, e quello non è ideale. Siparietto a bordo campo fra Simeone già pronto ad entrare, e Ogolini che dice sicuro entri prima tu di me. Dispiace assai per il solito, onestamente. Sì, lì non lo so se sono richieste specifiche della presidenza, perché l'abbiamo capito già dall'inizio di quest'anno che Raspadori un posto lo doveva trovare per forza. Peccato, perché secondo me nella logica delle cose, poi Raspadori forte, non sto assolutamente giudicando Raspadori, che
bene, funziona anche da 9, se ha continuità può esplodere anche. Però peccato avere un Simeone mortificato sempre in panchina, e anche quando Simeone non sta al 100%, se deve entrare qualcuno tra Raspadori. È un'abbondanza che fa piacere averla, onestamente, però è un peccato perché Osimhen è il mio giocatore preferito per tutta una serie di motivi. Bevo, sì, hai ragione Angela, anzi approfitto, ascolto un messaggio vocale che Davide ne aveva lanciato uno, il che mi permette di bere, e voi lasciate like, però lasciate i like perché sennò vedere il pericolo, annusare il pericolo. Ecco il vocale di Davide. Buonasera amici Bellini, finalmente abbiamo vinto al Maradona e questo è l'unica cosa bella che ho visto stasera. Non abbiamo giocato bene, Kvara troppi sbagli, troppi passaggi sbagliati, anche facili, e abbiamo subito troppi tiri in porta. In porta no, però tiri totali 19 sono troppi per una squadra nettamente superiore come il Napoli. Ciao e buonanotte. Un abbraccio a Davide. Sì, l'analisi è onestamente corretta, ci dobbiamo prendere questa vittoria che fa comunque bene. 19 tiri concessi è un po' troppo, e vediamo perché il Cagliari qualcosina la crea con la forza della disperazione. Io mi ci sto già proiettando perché ho una paura fottuta di questi cross se poi il Cagliari ci frega in zona Mazzarri non ci siamo proprio, quindi vediamo un po' di registrare le distanze tra i reparti, perché almeno la solidità, hai capito? Poi Mazzarri così ha detto, il gol prima o poi arriverà, e come è arrivato oggi, sì, non stiamo facendo dei gol proprio. C'è stato quello di Kvara, poi ci sono state tutta una serie di gol di Anghissà di forza dopo il rimpallo, eccetera eccetera, poi alcune occasioni non proprio pulitissime, poi non abbiamo segnato con Inter e Juve, insomma si deve fare un po' di più in tutte le zone del campo, onestamente. Siamo qui in attesa per vedere i miglioramenti. Pavoletti, esattamente, no, è che chi lo dimentica, amico mio. Io quando parlo, ho visto un video su Twitter bellissimo, il Napoli a fronte del Cagliari, Pavoletti 2 punti, e ci stanno tutta una serie di rovesciate incredibili, favoloso. Speriamo proprio di no, perché non lo sopporto, il mio cuore non lo può reggere assolutamente. Premio, esatto, l'abbiamo detto, Massimo, man of the match, player of the match, meritato secondo me, visto da fuori, che c'è da chi non vede il Napoli H24 ti sembra talmente sempre dominante anche chissà che è come se non te ne accorgessi quando fa un favore a giocare. Sì, dici tu, perché se poi un Caressa dice che è stato il migliore in campo, sì, il problema è questo. Allora, premessa, io quando guardo il Napoli, gli avversari li guardo di riflesso, perché quando gli avversari hanno la palla, anche lì guardo i movimenti degli avversari, ma mi sto concentrando comunque un po' di più su quello che sta facendo il Napoli nei confronti della palla e nei confronti degli avversari. Quindi è difficile. Io quando facevo, non so, vi ricorderete, ogni tanto facevamo le live, proprio reaction, dove facevo anche la telecronaca. È difficile valutare 22 giocatori. Io a stento riesco a valutare gli 11 miei più le sostituzioni. Quindi per uno che sta facendo la telecronaca, che ti deve dire anche un'impressione così, l'impressione può essere un po' più superficiale, perché non è facile avere il polso della partita di uno, perché stai seguendo il pallone, stai facendo la telecronaca, quindi veramente è difficile. E quello che dici tu, vale dire, è giusto, nel senso che tu vedi magari un paio di interventi di quelli là importanti, pesanti, e dici questo è dominante a centrocampo, ha fatto il duello, ha vinto 2 duelli su una palla così, e ti sembra ok.
Quello che poi non noti è che quando magari hanno la palla gli avversari, e io l'ho notato addirittura nella reaction, vi ho detto il minuto, l'ho detto anche per me, perché io so così qua quale minuto fare lo screenshot e raccontarvi l'azione che è importantissimo. C'era proprio stavano avanzando col pallone, Anghissà non doveva fare altro che 2 passi in avanti per prendere il pallone e non l'ha fatto. Sfortunato Anghissà che io stavo pure guardando lui, in quel momento non stavo guardando il pallone, non stavo guardando l'avversario, perché è un avversario che non conosco. Di conseguenza ho proprio notato quell'atteggiamento, e lo noto una volta, visto che non è la prima volta, visto che oramai ce l'ho un po' puntato Anghissà, perché sappiamo le sue qualità e sappiamo che non sempre ce le fa vedere, è chiaro che cominci a farci caso un po' di più. Così come quando giocano Mario Rui e Olivera, visto che c'è sempre il dualismo, ci fai caso un po' di più. Voglio proprio vedere se Mario Rui fa un intervento difensivo in più, voglio proprio vedere se Olivera fa una sovrapposizione esterna in più, cioè le cose che non fanno di solito, per vederli crescere e per stabilire ok, questa partita mi è piaciuto più dell'altro, è stato giusto così. Di conseguenza io Anghissà ce l'ho puntato e noto cose che magari uno che non segue il Napoli tutte le partite non le nota. È evidente, è un po' come dici, chiedi a un giocatore, a un tifoso qualsiasi di un'altra squadra, dici quale giocatore vuoi del Napoli, e loro si prendono Zielinski, si prendono così, non sanno nello specifico quali sono poi i momenti di pausa che si possono prendere i giocatori e perché poi magari non hanno fatto il salto di qualità pazzesco nella loro carriera. Lo sappiamo noi. Allora, concordi che spostare, questo l'abbiamo letto. Meret è stato bravo secondo te stasera? Sì, Anthony ha fatto la sua parata, poi altre parate di ordinaria amministrazione. Dopo aver sviscerato vari argomenti, ma Lindstrom non credi sia un mistero? Capisco il disguido tattico, ma almeno al posto di Zielinski facciamolo giocare. Fabiana, sì, è un disguido tattico, l'hai detta bene perché è così, non è propriamente un'ala. Se avesse le caratteristiche di Lozano o le stesse caratteristiche di Politano, con più fase difensiva, Lindstrom è un altro che superato dal pallone, se la guarda, non gli ho visto fare lo scatto felino oppure canino da aggredire a mordere le caviglie, non ce l'ha, e quindi se lui non ce l'ha, come non lo vedeva Garcia, non lo vede Mazzarri, perché poi tu devi portare la partita a casa, e se c'hai già uno che fa fatica come Kvara, ne aggiungi un altro che magari non copre, e che lo lasciamo in balia delle onde, il centrocampo e i terzini li lasciamo in balia delle onde, non si può fare. Quindi priorità alla squadra prima che al giocatore. Poi mi rendo conto che ci sia curiosità, mi rendo conto che il ragazzo abbia delle potenzialità importanti, perché ce le fa intravedere, c'ha lo spunto, c'ha il dribbling, probabilmente ci avrà anche la possibilità di segnare qualche gol. Il cross non è la sua specialità, l'abbiamo visto con i numeri. Quindi, visto che è stato preso al posto di Lozano, si è creato l'equivoco, e visto che Politano sta giocando anche molto bene, diventa difficile inserirlo. Automaticamente si deve cercare un'altra soluzione, che può essere far rifiatare Kvara e metterlo a sinistra, che secondo me è la soluzione ideale in questo momento. Spostarlo un pochino più dietro a centrocampo, i giocatori si evolvono, sono giovani, se hanno voglia di fare, possono imparare nuovi ruoli, non c'è dubbio, lo potrebbe fare anche al posto di Zielinski. Lo stesso Zielinski stava giocando molto bene, quindi è difficile. Però anche Zielinski, non sottovalutate, non fa una grande fase difensiva, ma corre per tutta la partita avanti e indietro, fa tanti elastici di posizionamento, di posizione, di senso della posizione. Zielinski difende. Se lo fa anche Lindstrom, benissimo, lo si può considerare anche lì, diventa un po' sottopunta, può accompagnare l'azione. Secondo me è un ruolo che è ideale. Lui poi ci ha anche detto: io mi adatto su tutte le fasce, non c'è problema, e pur di trovare un po' di spazio Zielinski, Lindstrom lo puoi mettere anche a tutta fascia, ma non dobbiamo poi snaturare troppo, perché si rischia poi di fargli fare brutta figura al ragazzo, e non è il caso. Log Mazzarri Sky, che bello il 4-3-3, è il mio modulo preferito e non lo cambierò. Benissimo, almeno non facciamo ipotesi di formazione fantasiose. Buonasera Castoken. Tra l'altro io sono passato per Roma, ma di notte, e quindi non ho pensato di disturbarti.
Minuto 28.07, la questione è chissà. Valerio Frutti si trasforma in Fabio Versatile. Sì, la faremo l'analisi tattica, vi arriverà. L'assenza di un rincalzo per Politano è gravissimo, in questo momento lo è. Tra l'altro è uno che, vi dicevo il dato, 66 volte sostituito, vuol dire che serve uno lì. Non perché Politano non possa farle tutte, ma perché magari è anche giusto che lui dia il massimo per un'ora, per 70 minuti, e poi magari fa entrare uno più fresco. È stata una delle scelte di Spalletti che ha anche funzionato. Alternarli, sai, Politano, poi gioca lo Zano, poi entra Politano. Insomma, un'alternanza per il lavoro che si fa su quella fascia ci vuole, sicuramente. D'accordo con Fabiano, Lindstrom tecnicamente siamo molto forte, ogni tanto metterlo a centrocampo si potrebbe fare. Spero in Dortmund o Sociedad, sarebbero le uniche che ci avrebbero modo di sperare nei quarti sulla carta per il mondiale. Chi preferisce l'Atletico? Io dico l'Arsenal, l'Atletico fenomeni nei cross o i logo, ancora nei cross. Con Garcia si diceva Nathan oggetto misterioso, ora è lui. Ah beh, certo, finché non giocano è chiaro che l'appellativo giornalistico è sempre oggetto misterioso. Si diceva anche di Elmas oggetto misterioso. Poi Elmas riesce sempre a ritagliarsi in qualunque fase del campo e della partita un posto da qualche parte. Ancora una volta oggi entra per esempio sulla fascia destra, qualche volta gioca al posto di Zielinski a centrocampo, lo puoi mettere anche dall'altra parte. Cioè, guarda, mentre io ti dico fai giocare Lindstrom al posto di Kvara se Kvara si deve sedere un attimo, ma dimentico che quel posto lo deve prendere Elmas senza alcun dubbio. Cioè, se Kvara si deve riposare un secondo, titolare Elmas al posto di Kvara, come è successo l'anno scorso, che Elmas ha risposto con gol e assist e prestazioni. Elmas oggi è entrato una furia, non lo fermavi mai, grandi dribbling, grande capacità di possesso palla, di smistamento, e guardatelo anche le rincorse che fa all'indietro. Elmas è un assoluto lusso per una squadra come il Napoli. Il fatto che non trovi posto da titolare praticamente mai con nessun allenatore è qualcosa che fa male. Però è anche una cosa positiva sapere di avere uno in panchina che finché lo vuole fare, finché accetta il ruolo di jolly assoluto, è un grande lusso, e poi lo chiami in causa e risponde presente, quindi molto molto bene avere Elmas. Non ci siamo proprio, raccomandi, meglio tenerlo in panca, anche chissà con le pantofole. Lobo che udite sbaglia passaggi, qualcosina sbagliato Lobotka, però sta facendo comunque un lavoro difensivo importante anche Lobotka. Zelo chi l'ha visto, Kvara vuole strafare e così non va bene. Sì, sono tutti punti corretti, Salberani, nelle prestazioni individuali che si può migliorare. Io sono d'accordo, le gerarchie non devono essere fisse. Per ora quello che abbiamo visto è che esistono dei titolarissimi e partono sempre loro. Poi dopo se si renderanno conto anche lo staff di Mazzarri, dice guarda, questo proprio oggi lo devi far riposare perché non ti può garantire la prestazione. Spero che non ci si incaponisca con le gerarchie che ci sono e che le gerarchie possano cambiare, perché altrimenti rischi di bruciarteli, poi di farli diventare nervosi come Kvara, di farli giocare con la tensione addosso, rischi che poi il tifoso si accanisce e loro leggono tutto. Per me, come si è messa l'annata, è probabile che a giugno ci sarà una nuova rivoluzione e che Dio ce la mandi buona. Vediamo. Politano è il migliore attaccante del Napoli in questo momento, se non il migliore, il più in forma sicuramente. Fantastico Mazzarri, ora il 4-3 il suo modulo preferito. La questione Nathan che stringe potrebbe essere anche il fatto di avere un uomo in più fisico e alto, visto che dovrebbe esserci il mediano basso che copre e il Lobo è alto 1 metro e basta. Sì, però lì più che mediano, più che Lobotka e Zielinski che ti viene a mancare, diciamo, come mezzala che pure può venire a stringere per dare una mano. Lobotka lo fa fino in fondo, Zielinski no. Perché proprio per caratteristiche distinto Lobotka viene ad accompagnarti fino in area e a mettere la chiusura, l'ha fatto più volte anche oggi. Zielinski un po' meno, ma è anche giusto che Zielinski che resta al limite dell'area per esempio ti porta all'occasione di Kvara contro la Juve. Zielinski al limite dell'area
la spara in avanti, anche precisa verso Osimhen, non è che la spari a caso, sai che Osimhen è lì, quindi è anche preparata, e poi Kvara accompagna. Si stringe Nathan, ovviamente sì, aggiungi centimetri in quella zona di campo che Zielinski non copre, e anche questa è una valutazione corretta. Kvara stecca da quando non c'è un laterale sinistro, dopo mi sembra che giocano meno di squadra, cercano sempre gloria personale. Sì, perché così sembra quando la manovra è meno ariosa e meno avvolgente, la manovra avvolgente. Quando la manovra è meno accompagnata da tanti uomini, poi quelli che hanno un pochino di... quelli che hanno i mezzi tecnici oltre che la personalità di farlo, vedi Kvara, puntano l'avversario e cercano di creare superiorità numerica così. Chi non ce l'ha magari si ferma, guarda indietro e ricomincia con un passaggio facile. Quindi sì, accompagnare tutti insieme, se ce la si fa, sarebbe la cosa ideale, proprio per non portare all'esasperazione della ricerca del dribbling. Sì, anche Spalletti con Elmas, tant'è che scoppiò una polemica è rientrata subito, e ce lo ricordiamo, il mio primo amore è la panchina. C'ho il debole, lo so, c'ho il debole. Non è vero, io il debole ce l'ho per Zielinski, che pure però mi ha risposto con un inizio di campionato pazzesco. Adesso anche Zielinski potrebbe riposarsi un pochino, sono un paio di partite che lo dico, pure lui potrebbe, anche perché ha avuto pure il problemino in nazionale, potrebbe anche lui riposare un pochino. Non dico Gaetano titolare, ma vedi Elmas per esempio. Elmas. Se Elmas sta in forma, qualcuno che magari sta un pochino più in affanno gli deve fare spazio. Senza Lobotka saremmo persi, lo so, e sono d'accordo, Antonio, sono d'accordissimo. Palle sempre alte dalla difesa. Vediamo, perché ci sono i dati là. Io sì, lo sapete, finché siamo alle 50, oltre che le palle alte, i lanci lunghi, no? Le palle lunghe, finché siamo sui 50 per me va bene, perché siamo nella media. Fatemi vedere se lo recupero. Big chance, passaggi, 462 il Napoli, 461 il Braga, non moltissimi. Il Napoli deve superare i 500 passaggi per fare una partita importante. 85% di precisione, meglio se si arriva al 90, però ci siamo. 53 palle lunghe. Siamo in media, ragazzi. Siamo in media del solito Napoli. Il dato che secondo me è sconvolgente e non va bene: 14 cross per il Napoli, 0 riusciti, 0% di cross riusciti. Vuol dire che il Napoli, che non è una sua caratteristica, non ne fa tanti, 0 cross riusciti. Il Napoli l'anno scorso, con Mario Rui, con qualche cross a rientrare di Politano, i cross di Di Lorenzo, il Napoli segnava di testa. Simeone e Osimhen segnavano di testa, qualche inserimento. Bisogna migliorare tantissimo questo dato. 0% di cross riusciti non può essere, non può proprio essere. Kvara più che riposare deve giocare un po' con la squadra, si sta incaponendo troppo, forza Napoli sempre. Di Lorenzo, nessuno deve permettersi di criticare Kvara per quello che sta facendo e per quello che ha fatto la scorsa stagione. Oramai la gente dà giudizi guardando solo gli highlights, e io, Di Lorenzo lo sa, che io se guardo gli highlights estesi, quelli là di Paramount Plus, mentre Guido Gentile non si sa come faccia, ma si guarda tutte le partite, non si guarda gli highlights. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare Jim Jarmusch. Sì, spiega agli amici bellini come arriva questa scelta. È uno dei più importanti registi di cinema indipendente, straordinario musicista e personaggio eclettico. È una questione di cuore, poi te la spiego privatamente. Va bene. Ecco qua. Si doveva passare il turno, si è passato il turno, credo che la mia presenza sia superflua, comunque Valerio sarà ubriaco quando mi chiama. Si è anche vinto, sono 2 punti di ranking o 2000, sempre perché poi ci sono i precisini che stanno a sottilizzare sulle cose, ed è una bella notizia perché questi 2 punti 2000 rimangono per 5 anni, più i 4 di bonus, più 1 per il passaggio del turno.
intanto quello è un ranking UEFA che ti rimane, poi come verrà calcolato questo famoso ranking per la partecipazione al campionato del mondo per club, quando ce lo faranno sapere saremo tutti contenti. Si sa, certo. Però quello vale solo per la partecipazione, invece il ranking UEFA, e il ranking UEFA è importante, io lo dico sempre, metà qualificazione dipende dal ranking UEFA e poi ovviamente il ranking condiziona i gironi ovviamente in base ai sorteggi, ma i sorteggi avvengono per fasce e quindi è un cane che si morde la coda. Il Napoli era in prima fascia per la vittoria del tricolore, così vuole la regola ai campionati principali. Io vi avevo detto che secondo me si sarebbe qualificato all'ultima con 10 punti, si è qualificato all'ultima con 10 punti, gli altri sbraitano, urlano, ormai dicono anche le parolacce. Noi cerchiamo di mantenere un profilo un po' diverso, come vi dissi, poi non affrontiamo il campionato, il mio timore era 34 punti nel girone d'andata. Se mai dovessimo, e lo speriamo, vincere tutte le partite, mi sarei sbagliato di 2 punti, 36, e speravo un 38, che dissi. Però la prestazione non c'è stata, Valerio, cioè, ci prendiamo questa qualificazione perché sicuramente è importante per De Laurentiis, per le casse, per noi, per il ranking, i giocatori darà un pochino di serenità che in questo momento si avverte che manca. Abbiamo concesso 19 tiri al Braga, quasi sempre il pallino del gioco, siamo andati avanti a sprazzi. Adriano Bacconi, che insomma, personaggio serissimo per quanto riguarda lo studio, ha fatto vedere quello che poi il povero Guido da settimane diceva, no? Dalle analisi del studio del campionato, paragonando anche la stessa Juventus-Napoli, perché c'è chi ha detto, tra illustri colleghi, che meritavamo più quest'anno che l'anno scorso, ma il baricentro, le posizioni medie, non esageriamo. Io non so veramente in quale multiverso ti trovi tu e io, perché è evidente che noi due ci troviamo in un multiverso diverso rispetto anche a quello per quanto riguarda la VAR, quello è un altro capitolo, però è inquietante come certe persone guardano le partite e poi le commentano e stracciano tesserini a destra e manca. La squadra oggi di nuovo si è fatta prendere molto spesso tra le linee, era lunga. La squadra modesta è il Braga, che ha fatto una partita onesta fino agli ultimi secondi, però capisci perché con squadre leggermente superiori ci abbiamo rimesso le penne, quindi siamo ancora in cura, siamo ancora in cura e non sappiamo quanto era dura questa cura. Per quanto riguarda la Champions, che ho finito, sappiamo, dobbiamo aspettare i sorteggi e insomma, se non ho sbagliato, ci toccano o Bayern o Arsenal, il Real no perché è dello stesso girone, il Real Sociedad, l'Atletico, salvo che il maestro Sarri frega tutti, arriva primo, il che sarebbe un grosso problema per noi perché l'Atletico arrivando secondo non potrebbe essere sorteggiato con Real Madrid, Real Sociedad e il Barcellona, che salvo stravolgimenti incredibili o succede cose quasi impossibili arriverà primo, anche se dovesse perdere per differenza reti. Manchester City, l'unico girone diciamo in dubbio era anche quello veramente di ferro con le squadre più equilibrate, non sapremo se sarà PSG, Dortmund, addirittura il PSG eliminato a essere i primi. Insomma, chi dovremmo scegliere? No, io non amo queste cose, tranne paradossalmente l'Arsenal, che però in queste ultime 2 stagioni è uno squadrone. L'unica squadra che ha un ranking inferiore a Napoli è il Real Sociedad, che però l'Inter non è riuscito a battere. Poi sono tutte squadre che hanno, cioè, in questo momento, senza conteggiare i punti di oggi e i bonus, il City a 139, Bayern 134, considerate che il Napoli ha 72, la metà, quindi saranno ottavi proibitivi non solo per il Napoli ma per tutte le italiane. L'anno scorso sono stati ottavi favorevoli. Gravina ha sbandierato che il calcio italiano è in grandissima salute, io sono più prudente, ho detto voglio vedere 2 o 3 stagioni se portiamo più squadre in semifinale o se è stato un caso. Vediamo chi passerà il turno domani. Io da italianista non sono mai contro, anzi mi fa piacere quando le italiane, nonostante ci insultino in tutti i campi del mondo immaginabili in Italia, sono contento se passano le italiane e poi vedremo i sorteggi. Questo è.
Poi se vogliamo andare più nello specifico sono a vostra completa disposizione, nonostante critico Valerio che da ubriaco mi ha invitato. Non so se hai raggiunto i 20.000, non ho controllato. Neanche io, non lo so. Può essere che la reaction ha portato, possiamo stappare una bottiglia. Com'è bellino! È arrivato, faccio lo screenshot perché magari poi qualcuno si disiscrive. Però 20.000 ragazzi, mi viene a piangere. Sono molto contento. Non si mette a fuoco. Sì, ho visto io, insomma, sono un po' miope, ma non così. Penso tra venerdì e massimo sabato mattina avrete il vostro Napoleone commentato dal povero sottoscritto. Intanto facciamo i complimenti a Valerio per i 20.000 e porterai i miei saluti in Jim Jarmusch, che sarà contento. Lo farò assolutamente. Ragazzi, domande per Guido. Io a Guido chiedo, a me la sensazione è più o meno quella che mi hai detto tu, cioè abbiamo lasciato un po' troppo maglie larghe, marcature troppo farfallesche ancora a un avversario che non le ha sfruttate. Però secondo me il fatto di avere quel cuscinetto di risultato, di tranquillità con il doppio gol, forse mi ha fatto vivere la partita con più tranquillità e non ho avuto quel patema d'animo, dico ok, la stiamo per perdere. Sono però contentissimo almeno del clean sheet, perché ti può dare un pochino più di convinzione, no? Magari i ragazzi non faranno più tanto caso a quello che hanno concesso, ma si potranno dire tra loro se ci impegniamo non lo prendiamo il gol alla prima occasione. No, quello che dici tu è giusto. Cosa posso aggiungere? Sai che io mi tiro fuori non per mancanza di coraggio o per una sorta di virus di democrazia cristiana raggiunto in tarda età, no? Ma proprio perché non mi piace questa deriva di insulti ormai continui anche negli editoriali, insomma. Sì, bene per il crescito, io sono prudente, oggi prevedo che poi si dirà dovete chiedere scusa a Manetta, insomma sono parate più per il pubblico, non era impossibile. Se fossimo velenosi, non lo siamo in questo canale, potremmo dire, allora si può parare da fuori aria, tiri a mezza altezza, a mezza porta, cioè, ma ci tiriamo fuori, cioè, voglio vedere un arco temporale mazzariano, perché comunque ci devo tenere fino a fine stagione un po' più lungo. Di conto uno, se fosse velenoso, potrebbe dire ma come ci avete detto che Mazzarri stravede per Simeone, adesso giocherà di più, vedete, non come Garcia, non sta toccando erba, poverino, Ciolito, cioè. Ok, poi dire Guido ha giocato scampoli ragazzi, scampoli di partita, però oggi bene i cambi di Mazzarri che non ha atteso all'ultimo, almeno ha fatto rifiatare qualcuno, perché se avesse fatto i cambi alla vecchia maniera all'89esima, no, almeno questo è un tema sicuramente, quello dei cambi, perché la domanda che ha fatto bene la domanda che si fanno tutti è sempre la questione della condizione fisica, che non ci è chiara perché non abbiamo i dati, non ce li fanno sapere. Questa squadra è sulle gambe o è una questione ancora tattica, psicologica? Secondo me è un falso mito. Sì, ci può essere stato qualcosa che non ha funzionato al meglio per la preparazione, a parte che noi crollavamo con Spalletti nel mese di novembre, le sconfitte con Spezia, con l'Empoli, eccetera, quindi l'anno scorso l'abbiamo saltato per il noto mondiale. No, c'è un saluto per te. C'è un saluto per te da Enrico. No, lasciamo i vati a quelli che poi cambiano opinione in base alla maglia delle squadre che fanno fallo. Sono un umile divulgatore di cultura e spettacolo prestato al calcio adesso. In settimana qualcuno è cominciato a mordersi la lingua, a dire che forse si è esagerato una certa narrazione, giocare da campioni d'Italia pesa. Questo non significa che possono stare via, perché poi in alcune partite ha detto avete visto, non è vero che la condizione è sbagliata perché abbiamo recuperato il 2-2 col Milan fino all'ultimo secondo. Se Kvara avesse segnato col Genova, allora quelle partite la condizione è buona, con Real ce la siamo giocata fino all'ultimo, all'andata. Ci sono state tante cose che non sono andate, poi ne analizzeremo in campionato perché sennò
confondiamo le cose. Bene i cambi, perché è giusto che le persone abbiano almeno quella mezz'ora per cominciare a prendere dimestichezza e comunque far riposare mezz'ora i giocatori in questo momento ne hanno bisogno, forse più per la testa, perché tra l'altro Mazzarri ha detto che adesso i giocatori non ne risentono più, quindi c'è sempre questi cortocircuiti. Poi è chiaro che a un certo punto usura una risposta sorprendente, dicevo. Una risposta sorprendente di Mazzarri sotto quel punto di vista. Forse mi sono bloccato. Okay. Non ti ho vedo. Sentito perché si è bloccato. Dicevo, quella risposta che oramai i ragazzi recuperano anche le 7-8 partite da titolare è stata una risposta sorprendente. Sì, da questo punto di vista ha spiazzato tutti. Che poi Mazzarri, sia chiaro, non ha nessuna colpa in genere, non nel senso poi cioè lui è un professionista, ha visto lo spiraglio, l'opportunità. C'è stato un momento di freeze. Vediamo se recuperiamo. Esatto. Sì, se no cambio. Se vuoi provare a entrare e riuscire velocemente. Valerio, prova a fare un cambio. Vai. Oppure adesso sono stabile? Sono stabile o meno? Mi sembri stabile adesso, puoi continuare. E ti leggo questo messaggio di Fabio. Ti cito la fonte. Guido Condò ha criticato Mazzarri nel prepartita per aver insistito su Nathan a sinistra e Capello a fine gara ha detto vittoria normale, Braga poca roba e Condò lo ha criticato. 2+2? Innanzitutto ci mancano 2 terzini e mezzo, perché abbiamo una sorta di caso, come lo dobbiamo chiamare? Bene, Zanoli oppure meno, non facciamo battute. Quindi si tratta a volte sempre di scegliere la soluzione. È brutta l'espressione in italiano la meno peggio, no? Ho detto, quindi mi scuso, però l'espressione che limita i danni, cioè la soluzione, scusate, che limita i danni. Oggi JJ ha fatto una partita onesta, sono d'accordo che Braga non è questo squadrone, ma noi eravamo mi frizzo. Sì, vai, prova a rientrare, vai, prova a rientrare così recuperiamo una situazione più stabile. Remove, vedete come resta, in teoria potrebbe rimanere così, ma io posso anche riprendere la situazione. I potenti mezzi del fluido.net. Nel frattempo ho recuperato, mi sono segnato un paio di domande per Guido da voi. Questa di Giuseppe è interessante, che è a livello tattico. Io vedo sempre la stanchezza appena cercano di fare il calcio totale di Spalletti e poi sembra poco, ma Kvara senza il terzino che accompagna è grave e ne abbiamo parlato estensivamente. Mazzarri ha detto che se JJ non si fosse infortunato avrebbe inserito Zanoli al posto di Lorenzo, proprio il cambio che volevo io, perché poi lo avevo detto a inizio secondo tempo, voglio vedere Zanoli al posto di Lorenzo, nemmeno al posto di Nathan questa volta. Ci crediamo a Mazzarri, gli diamo credito. Qualcuno mi diceva, per esempio mi chiedeva, avremmo visto Lindstrom se non si fosse infortunato JJ, e invece a quanto pare Mazzarri ci ha risposto, Mirko, e avrebbe messo Zanoli al posto di Lorenzo, e anche questo mi sembra un cambio molto logico, perché Di Lorenzo anche lui non salta un minuto, Zanoli invece qualche minuto lo deve mettere nella logica delle cose, anche Lindstrom, ma poi a un certo punto finiscono gli slot e quindi devi scegliere a chi dare un po' di minutaggio e un po' di soddisfazione, e quindi ci ha risposto Mazzarri. Poi ci dobbiamo credere o meno. Off topico fantacalcistico, Milan, Monza, Lazio, Inter, chi importa, Di Gregorio o Sommer? Di Gregorio è forte, ma l'Inter si squaglia con la Lazio. Se hai il portiere dell'Inter, io metto sempre il portiere dell'Inter per 2 motivi. 1 è una certezza e prendono pochissimi gol, eccetera eccetera. 2, se prende il gol comunque un po' di nemmeno più vale la soddisfazione che perdi al fantacalcio, però perché l'Inter è ormai fuori quota. Milan, Monza e Lazio, Inter. No, scelgo sempre Sommer, perché poi il Milan in qualche modo il gol lo fa. No, scelgo Sommer.
Bentornato Guido Gentili. Okay. Dovremmo essere più stabili. Sì. Quindi la domanda che ci avevano fatto, se JJ non avesse avuto un insegnamento, avremmo visto Lindstrom, alla fine ci ha risposto Mazzarri dicendo che voleva mettere Zanoli al posto di Di Lorenzo nel finale. Ah, quindi se ha risposto all'allenatore... ci fidiamo di lui. Però vedi, questa cosa rischia di essere malsana, no? Di alcuni nuovi arrivi, perché si è creata una narrazione, un'aspettativa che manco fosse Maradona, e adesso qualunque cosa faccia un allenatore sbaglia, no? Poi Garcia l'hanno crocifisso alla Fantozzi in Sala Mensa, perché non gioca e non capisce niente, perché è un talento, acquisto maggiore della Serie A, che poi non è vero, 25, 17, alcune trasmissioni 29 migliori, lo sai che i numeri sono sempre molto aleatori. Si è perso anche il gusto di vedere la progressione di questi ragazzi, quindi è diventato tutto molto sclerotico, no? Adesso se non gioca un minuto, in più avendo una stagione che devi recuperare, adesso non puoi neanche caricare i nuovi arrivi di questa responsabilità di salvare la Patria. Quindi certo. Allora, domanda da Amen, tifosi ottimisti napoletani. Guido, come ti spieghi che Zielinski, che con Politano aveva fatto così bene con Garcia, ora è un fantasma, sia in fase offensiva che difensiva? Complimenti a te e naturalmente a Valerio, siete fantastici. Zielinski è un po' in calo, eh? Sì, sai come te lo spieghi? Innanzitutto non sono robot, è vero, perché si sottolineano solo i difetti presunti o veri di Garcia. Tra l'altro la squadra a 17 punti in meno rispetto all'anno scorso. Possono essere tutti imputabili a un solo uomo, all'allenatore? Questa è una domanda che dovremmo farci, no? È un po' in appannamento. Qua adesso si dirà perché il contratto, eccetera. Probabilmente perché è un calo proprio fisiologico. Poi non sappiamo questa famosa preparazione che doveva essere a lunga distanza, no? Cosa prevede. Considerate che quest'anno noi abbiamo di nuovo questa novità che fu interrotta per quei brutti episodi che capitarono nel match di Santos Plesmano a San Siro, no? Quindi giocheremo anche durante le vacanze di Natale. Uh-huh. È chiaro che, diciamo, il discorso scudetto è chiuso, secondo me era chiuso con la sconfitta contro il Maestro Sarri, però chiaramente lì veramente il campionato era lungo, perché considerate che se dovessimo fare la media scudetto che abbiamo avuto l'anno scorso, 2,36 punti, con i punti che abbiamo adesso non raggiungeremmo 78 punti. Puoi mai pensare di vincere, cioè facendo 2,36 punti di media a partita, no? Quindi scordiamoci. Però è chiaro che tu puoi recuperare qualcosa in quel periodo dove ci può essere una flessione di qualcuno che ha fatto, quindi è tutto in divenire. Zielinski ha una flessione, non certo per la posizione, il ruolo, il carisma o la titolarità. Stanno giocando i titolarissimi e si è chiaro che non sono messi in discussione a partire da Meret, quindi è presto. Poi Mazzarri si è trovato 3 partite che sono state rese più difficili. Ho capito che siete più interessati al campionato, che anche qua dalla narrazione, una cosa che non mi è piaciuta, per la prima volta cito, diciamo, i colleghi in maniera diretta, no? Se tu pensi, in pochi mesi siamo passati da far paura a tutti a prenderci paura di queste squadre. Uh-huh. Nella preparazione delle trasmissioni siamo partiti già battuti, e questo è stato sbagliato. Ho detto, tu comunque mi hai rotto le scatole per 5 mesi che siamo la squadra più forte, la rosa più forte, abbiamo vinto per distacco, e tutto questo adesso è sparito. Si va a Torino, ma tanto sappiamo che abbiamo già perso. Mamma mia, c'è tanto da recuperare. I ragazzi sono ragazzi. Il mio augurio, mi anticipo qualcosa che potremo dire nei prossimi giorni, visto che sono stato particolarmente preciso e forse anche noioso l'anno scorso nel ripetervi questa cosa, che giocare da campioni era una responsabilità, un peso, si perdono punti, eccetera, erano tutte queste cose che vi siamo detti. Ecco, il mio augurio è che i ragazzi vi rivincano il prima possibile, perché l'esperienza l'hanno avuta, è stata più pesante probabilmente di quello che loro stessi potessero immaginare,
perché questo è il più grande tonfo di una squadra campione d'Italia nel campionato a 20 squadre con la regola dei 3 punti. Bisogna andare forse in annate ormai dimenticate, quindi a 15 giornate, poi bisogna vedere a fine campionato, però a 15 giornate è il record negativo, diciamo, degli ultimi 20-25 anni, quindi come se non l'hanno avvertito. Certo. E quindi l'augurio è che non vincono il prima possibile, anche insomma andando via con altre squadre, perché avranno acquisito l'esperienza purtroppo sul campo in maniera dolorosa. Allora, a questa mancanza di brillantezza di cui abbiamo parlato, di Kvara e di Zielinski, Fabio si chiede se Mazzarri sta gestendo bene i minutaggi e continua a non piacergli la posizione di Anghissà troppo offensiva. Guido, Anghissà per me è un tema, per me diventa il peggiore in campo se lo vedo prendersi pause evidenti, se lo segui, se fai l'Anghissà cam, ci sono dei momenti in cui Anghissà si ferma, non lo so se si gestisce, se ha capito che anche quest'anno non ha un sostituto. Per uno che ha quelle potenzialità, per me, al di là della posizione in campo, male. Due cose, parto dalla seconda, ma ho Vai. memoria rispetto agli allenatori che non si ricordano le domande quante partite hanno fatto. Un po'. Spero che porti bene, come spesso è capitato nelle mie intuizioni. Anche se ci ha fatto proprio innamorare, brillare gli occhi, eccetera. Mi dà a volte sempre più l'impressione dell'amato Anthony Davis, che è straripante, ma veramente a volte ti dà l'idea, questa impressione che ti sta facendo un favore, che sia le steppe. E i Lakers hanno vinto per la prima volta, si è fatto questo torneo all'interno del torneo NBA, in season tournament. Tra l'altro vincendo tutte le partite del loro mini girone, poi i quarti, la semifinale, la finale, e anche se hanno dato l'MVP a LeBron, al King, dobbiamo dire che il giocatore dominante sia in difesa che in attacco. L'ultima partita in finale ha fatto 41 punti, è stato Anthony Davis, che mi ricorda sempre di più, e spero che anche prenda a questo punto spunto da queste parole, cioè questi giocatori che hanno talento, tecnica e forza fisica e anche carisma, però anche quando si risparmia. Quest'anno non è tanto il risparmio che a volte ha fatto, forse anche con saggezza l'anno scorso, ma un disordine che noi non avevamo conosciuto di questo giocatore. E qua ti do ragione, un disordine tattico. E a questo punto non è più colpa di Garcia, visto Garcia out, perché lo stiamo vedendo anche a che cosa è dovuto. Questo non solo chi allena tutti i giorni. Però insomma, dopo questa puntata di noi, spero che faccia lo stesso percorso di Anthony Davis e ritorni a essere straripante, perché le qualità tecniche e tattiche le conosciamo, certo, l'esperienza pure lui di essere campione d'Italia, cioè può solo che migliorare. Seconda parte, che poi era la prima parte della domanda, l'abbiamo invertita per dare anche più ritmo. La cosa che ci eravamo detti, e ricito perché insomma rispetto a altre persone io cito se una cosa è stata detta da altri, Bacone ha fatto vedere proprio con un grafico come Kvara, che accusato è diventato presuntuoso, si è montato la testa, tutta questa narrazione che non ha nessuna corrispondenza sul campo, ma può essere vero come falso. Invece molto spesso è solo il baricentro del Napoli, ma anche la posizione di Zielinski, che ha fatto vedere per esempio nella partita con la Juventus, dove c'era questa dorsale tremenda, non solo con Mario Rui, che era quasi un'ala avanzata, come e ieri non c'era per ragioni ovviamente di infortunio, e non c'era manco Oliver, e c'era ieri, come dire, che la partita con la Juve, ma lo stesso Zielinski era molto lontano e arretrato, quindi c'è da considerare che il ragazzo può pagare lo scotto pure lui di essere diventato campione d'Italia. Molto ingeneroso dire quelle cose a Insigne, non dicevate certe cose. Kvara ha vinto uno scudetto da campione d'Italia, vincendo anche il premio della stagione in Serie A 22 anni. Dov'era Insigne a 22 anni? Che razza di paragone è questo? Non ha senso. Non ha senso, cioè, ma a 23 anni questo ragazzo, Giorgiano, cioè, ha tutto il diritto di sbagliare, di maturare. Tra l'altro viene ormai mazzulato perché la partita della Juve, poi le cam, il VAR, insomma, funziona in maniera astratta. Poi fortunatamente adesso ci sono appassionati telefonini, insomma, lui è stato mazzulato, affondato, c'è anche un rigore nettissimo. Cambiato. Sì.
E considera, non ha reagito, c'è una sciocchezzuola, come c'è un ragazzo che è costantemente provocato. Ci stava pure che casomai reagisse in maniera niente di eccezionale, no? Si prendesse un rosso, però fa parte di un processo di maturazione. In questo momento è meno brillante, ma non spariamogli addosso. Vediamo un giocatore deve essere valutato un arco temporale più grande, ed è anche più solo. Non è sempre il fatto che lui voglia essere solo, può darsi che anche è lasciato solo, avere l'appoggio. Si sottovalutano i movimenti all'interno a volte di Mario Rui, perché tu comunque a un certo punto devi fare una scelta se seguire o meno quell'uomo. A me non interessano le persone che mettono in mezzo Diego Armando Maradona, anche perché sono commenti assolutamente risibili. Maradona oggi probabilmente dal letto segnerebbe, visto che non si marca più col modo da uomo, quindi sono frasi risibili. E Spalletti ha detto, per tornare alla tua domanda, tra l'altro subito dopo che io avevo esordito, si parla troppo di calcio, ma non voglio autocitarmi perché è stato abbastanza duro con i giornalisti. Voi vi soffermate solo col giocatore che ha la palla, fa l'azione, il tiro eccetera, ma ci sono altri 10 giocatori quei movimenti sono fondamentali, e i movimenti senza palle, i movimenti per creare lo spazio, l'inserimento favoriscono anche le giocate. Se tu sei di base sempre raddoppiato se non triplicato, è un momento di meno brillantezza, dove sei anche un po' sfortunato perché ti esce la palla di un centimetro, ci può stare. Io direi di avere non solo pazienza, ma anche il gusto, che invece si sta perdendo per questa narrazione tossica dentro di vedere. Chiaro che in questo momento è meno brillante, ma anche più solo, e comunque tutta la squadra. Ditemi un giocatore che in questo momento nel Napoli, non perché li stiamo criticando, la critica con scultura, sta avendo prestazioni superiori all'anno scorso. Dal portiere, no, perché dobbiamo criticare Osimhen, che oggi ha fatto un gol fortunoso, no? Passando per lo Botan, no, quindi prende, è ovvio che Kvaratskhelia l'anno scorso, anche perché la novità stesso di un nome che continua a essere pronunciato male, e quindi è come la battuta del film di Sergio Leone, no? Più grossi sono quando cadono fanno più rumore. E siccome è stato considerato un campione, secondo me non è né un fregasse né un campione, non che non lo diventerà, diamogli il tempo. Cioè manco Bellinger del Real Madrid è un campione, lo diventerà quasi sicuramente, molto probabilmente, ma diamogli il tempo, è un fuoriclasse, perché ha colpi fuori dalla classe, no? Della media dei giocatori anche di buon livello. Diamogli il tempo. E in più va valutato il fatto che l'anno scorso c'erano, chiamiamoli in senso affettuoso, delle stampelle non da poco. Certo. Comunque tu avevi come padre putativo Spalletti, come zio buono di famiglia, poi potresti anche era Severotto, Giuntoli, e si sono trovati, si è sottovalutato per mesi l'importanza e il peso di un distacco, no, non solo che c'è stato, ma anche in quelle modalità. E tra l'altro uno dei due è andato nell'avversaria storica del Napoli, non è che si è preso l'anno sabbatico per allenare la nazionale o all'estero, quindi ci sono tante componenti. Un po' di pazienza, un po' di pazienza. Tra l'altro quello che mi dicevi di Spalletti, che i movimenti condizionano anche le giocate che uno può fare col pallone, si lega a quel discorso che lui faceva, che è stato sottovalutatissimo, invece dell'1 contro 1 fare il 3 contro 3, cioè se tu accompagni impegni gli altri della difesa avversaria, che non possono poi raddoppiarti e triplicarti, ma devono guardare se un Mario Rui si inserisce all'interno, se un altro, se Zielinski viene insieme, è proprio perfetto. L'anno scorso questo detto nel Napoli è stato costruito, perché non vorrei che adesso, perché questo tonfo qualcuno gli messe in mente di delegittimarlo, sminuirlo, eccetera, ed è stato costruito sulla base del lavoro prima di Gattuso e poi dello stesso Spalletti, ed è stato costruito proprio come idea filosofica del gioco che il Napoli doveva avere, e doveva avere per maturare quelle 2 o 3 vittorie in più, perché non è che poi c'è stato quel girone di andata eccezionale che sono mancate, e Spalletti ci ha raccontato un po' di retroscena, no? E loro si sono riuniti a tavolino, hanno visto quali erano le cose, e i giocatori, una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire le parole di Spalletti, perché è una cosa che io vi dissi di Garcia: se i giocatori per prima non solo non credono, ma non vedono quello che stai vedendo tu come gruppo tecnico, è un problema, perché diventa molto più difficile. L'avranno visto, ci avranno creduto, poi a parte quelle 2 partite Lecce
e Fiorentina, no? 0-0, 1-1, la squadra giocava bene, otteneva risultati, è diverso. Quest'anno probabilmente c'è stata anche questo, io mi sono permesso di dire un equivoco tattico più altre cose, adesso qualcuno ha cominciato a dirlo anche nelle domande in conferenza stampa, ed è un problema, perché probabilmente i giocatori si sono sentiti un po' più persi, più ci sono tante componenti che andavano valutate con serenità. E in più secondo me c'è questo aspetto, e lo ripeterò: hanno messo in testa a questi ragazzi: siete più forti, la rosa è più forte, avete vinto per distacco. Invece si doveva azzerare tutto. Se io fossi stato, non mi metto nei panni del mister, non sono allenatore, non prendo patentini allenatore e non straccio nemmeno patentini allenatore, ma il discorso che avrei fatto, soprattutto dopo la sconfitta, penso un po' con l'Inter, prima della Juventus, ho detto: ragazzi, il campionato è finito, facciamo i complimenti che ha vinto, non si poteva purtroppo, 3 giorni di vacanza, andate, scaricatevi di tutto. Mi sarei preso i cazziatoni della società, ma era l'unico modo. 3 giorni di vacanza, mi prendo tutte le responsabilità, perché si doveva cancellare Garzia, Spalletti, tutto. Inizia un nuovo campionato. In questo campionato noi dobbiamo cercare di arrivare nelle prime 3 posizioni, ovviamente non quarto, perché stando indietro dove senza più questo fardello, senza guardare la classifica. Inizia un nuovo campionato, partiamo letteralmente da zero. Beh, invece in ogni trasmissione, ragionamento, pagella, c'è sempre questo riferimento. È diventato un peso più grosso di portare lo scudetto sul petto, che ha intossicato questa stagione. Corretto. E i giocatori ce l'hanno detto, e ce l'hanno detto anche per mezzo del capitano, e noi dobbiamo credere al capitano, perché è un ragazzo molto per bene. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Facciamo un po' di informazione. Fabio ci chiede: non ho potuto controllare, gli amici Benini dicevano che Ostergaard era diffidato per il cartellino preso dalla panchina, con la Juve dovrebbe saltare il Cagliari. Io ricordo, Guido, che Cajuste era diffidato, sì. Quindi sì. Ostergaard non era in diffida, può essere che sia entrato in diffida, questo non lo so. Esatto. Però è disponibile per il Cagliari, e io ho chiesto a gran voce, cioè non chiedo mai giocatori a prescindere, perché poi non so come si allenano, ma per caratteristiche, visto che il Cagliari fa 6 cross e mezzo a partita precisi, deve giocare Ostergaard. Non so dove lo deve mettere, ma la butto giù banale per quanto riguarda potrebbe tornare Osimhen, che è un po' una sorta di Cavani, no? Sui calcio d'angoli. Noi abbiamo sui calci d'angoli sì, ma sull'azione manovrata sull'azione manovrata, ma anche quelli sono importanti, possono diventare... Hai ragione, perché il Cagliari ne sta facendo le sue fortune sui calci piazzati. Non è che dobbiamo poi far diventare un difensore aggiunto, perché è molto lontano dalla porta, deve ritrovare. L'infortunio che ha avuto evidentemente è stato più grave di quello che è stato raccontato lì in Africa, perché vedete, tra l'altro lui per il fisico è vero che è snello, veramente una massa magra invidiabile, anche la genetica lo aiuta, e non è una forma di razzismo c'era quella genetica, però vedete quanto tempo serve per ritornare in forma. Assolutamente. Parole di Mazzarri: mi aspetto sabato dei progressi in campionato col Cagliari. Sappiamo la difficoltà di questo nuovo calcio, se non si è aggressivi contro le piccole che fanno un gioco propositivo si rischia brutte figure. Vabbè. Frasi che acqua che non toglie sete, onestamente. Un amico dice: nessuno mi toglie dalla mente che al momento senza terzini sinistri un 3-4-3 con Elmas esterno sinistro darebbe la possibilità a Kvara di liberarsi molto meglio. Ma questi sono ragionamenti, da un lato possono anche essere divertenti, interessanti, da un lato cadono in questo famoso cortocircuito che si è venuto a creare e che ci ha rimesso le penne nell'ultima partita anche Garcia. Mazzarri l'ha detto nel suo modo simpatico, eccetera. Il mandato del presidenziale, probabilmente anche dei giocatori, in questa sorta di coperta di Linus, per citare il grande Schulz, poeta e cartoonist fantastico, papà dei Peanuts, di Snoopy, per chi, insomma, quei rarissimi elementi che non lo sapesse. Quindi penso che quello, tranne veramente per situazioni particolarmente di drammaticità di elementi, non si tornerà indietro, almeno per questa stagione.
nel senso un 3-5-2, un 3... Mazzarri l'ha detto, ha detto non si cambia, non succede, quindi sono sofismi che piacciono un po' a noi. Chiaramente ci possono essere degli scampoli di partita dove ci sono delle variazioni, come no, ma penso come linea di partenza no, ma proprio perché c'è questo grosso cortocircuito che si è venuto a creare. È stato anche una delle ragioni, credo così, faccio un ragionamento, ma non ero presente rispetto a altri che dicono hanno mangiato questo, hanno bevuto questo, che Tudor sia stato particolarmente, credo, cioè, ho questa sensazione rigido, no? Sul fatto di possibili ingerenze, mentre Mazzarri fate tutto di me. No, sul sistema di gioco, il modo non dico niente, poi chiaramente l'ha detto anche con una certa forza, dobbiamo dire, signorità, io voglio metterci qualcosa di mio, ma datemi tempo. Però su questo elemento credo, insomma, per come si è indirizzata la stagione, considerate che abbiamo preso un direttore sportivo che adesso viene insultato, la ragione di tutti i mali del Napoli, veramente se c'è una persona che non è responsabile di nulla in questa stagione, proprio per la particolarità che è stato assunto molto tempo dopo l'allenatore del mercato, è l'uso. Non c'è dubbio. Vedi Arthur che ti dice che ci ha lavorato a Los Angeles. Il mondo è piccolo e anche molto interessante. Vabbè, ma poi io credo che il canale attira per osmosi gente di un certo livello. Guido, siamo alle battute finali. Visto che credo che Manuel sia un amico bellino dell'ultima ora o che non abbia seguito tutti i discorsi sul ranking che tu ci hai fatto molti anni prima che diventasse un argomento per tutti, volevo chiedere cosa ne pensate del mondiale del club e se sapete quanto ci mancherebbe per qualificarci. Noi in questo momento siamo a 41.000 e la Juve a 47.000. Sì. Il punto è, poi ci torneremo, anche perché ancora non conosciamo i risultati e cambia molto se il Milan passa. Il Milan è chiaro. Attenzione, io non sto gufando, qua è un fatto semplicemente matematico, anzi manco a farlo apposta. Prima ho detto auspico da italiano successi delle squadre italiane. Innanzitutto non ci stanno dicendo, e questo è molto scorretto, no? Solo le squadre, i punti solo ottenuti nel Champions, ottenuti con le partite, non con i bonus di qualificazione, oppure anche con i bonus, quindi è tutto in fine. Noi stiamo indietro rispetto a Juve e Milan, parecchio, perché si è sottovalutato che all'inizio stagione, senza sapere poi quale sarà il sistema, eravamo indietro di 6 punti. Recuperare 6 punti, considerando che la vittoria, quella è sicura, sono 2 punti, significa vincere 4 partite più del Milan, con questo girone dove c'è il Real Madrid. Quindi non sto gufando, amiche e amici milanisti, è un fatto solo matematico, ci tengo a ripetere. Significa che il Milan non deve passare i gironi e Napoli arrivare a dei buoni quarti. Dei buoni quarti significa che avrebbe dovuto fare una vittoria in più, fare 2 vittorie agli ottavi, non guasterebbe un pareggio, una sconfitta ai quarti. Ora come si è messa, penso che poi faremo tutti i calcoli, ma ripeto, stanno cambiando, ogni volta ci sono questi spifferi, quindi avevi detto questo, no, e cambia se poi solo con le vittorie o anche con i bonus, perché adesso se tu passi i gironi hai un bonus di 4 più 1 punti, e senza bonus, se devi valutare solo i punti Champions ottenuti sul campo, le vittorie pesano tantissimo, e anche i pareggi, perché c'è solo un punto di differenza e non ci sono più i bonus. Quindi adesso è presto. Io la vedo, se volete, non difficile, quasi impossibile, anche se il Milan dovesse passare, perché non voglio dire prepariamoci a 2 sconfitte, no, perché tu puoi beccare un Real Società che in quel momento sta in una forma, però diciamo non è facile. Il mondiale del club, invece di fare una riforma della stagione, ecco, la prossima volta che ci incontriamo, poi ce ne è sospeso, Valerio non ci siamo visti per un po' e non ha portato benissimo, visto le sconfitte, oggi ha portato meglio, perché stavo facendo uno studio molto più rudimentale sugli infortuni, invece poi è uscito uno studio iperprofessionistico e dettagliatissimo fatto da una delle maggiori società di statistica sportiva in Inghilterra sugli infortuni. Lo cito per il fatto del mondiale del club, dove è un falso mito che il Napoli ha più infortuni, perché in Inghilterra si è visto in questa la stagione precedente, questa e quella precedente, quanto stanno crescendo
Poi te lo mando in PDF, mi sembra che sono 72 pagine in inglese, pensa quanto ho dovuto leggere per voi, ma è bellissimo cioè, nella tristezza, perché valuta Valerio anche in termini economici quanto costano gli infortuni. Cioè, Certo. noi vediamo sempre questa cosa come un giocherello, no? Poi dice anche il fatto che un giocatore deve andare a fare la risonanza, i fisioterapisti, ok, meno male, ci sono seri professionisti, però ovviamente se un giocatore in un anno fa 10 risonanze magnetiche rispetto a una, non è che quelle sono gratis, e si infortunano tantissimo, cioè, senza considerare operazioni, no? Operazioni serie, quindi ha anche un costo economico questo aumento degli infortuni. E noi stiamo andando verso una stagione sempre più fitta, sclerotica e disorganizzata. Quindi il mondiale per club in sé per sé, per rispondere alla domanda intelligente, non è né giusto né sbagliato, anzi può essere estremamente affascinante, però rischi di mettere una competizione in un sistema ingolfatissimo che poi non è così spettacolare come potrebbe essere se fosse stata gestita in maniera diversa la stagione. Mi voglio spiegare meglio, poi chiudo, nel senso che non dovete valutare in maniera troppo a volte avventata una cosa, o meglio, pensi che il mondiale del club è bellissimo, però poi quello causa tutta una serie di infortuni, quindi la Premier, il campionato italiano e la Liga perdono un po' di fascino e di spettacolarità perché hanno perso una quindicina di star. È brutto. Io credo che stanno andando troppo verso un sistema esasperato di denaro a rincorrere qualcosa che non c'è come con l'NBA, quando invece si dovrebbe riorganizzare andando verso il basso, che non significa un ridimensionamento ma un miglioramento. Però questo è un argomento molto complesso, quindi il mondiale del club non è giusto né sbagliato, speriamo che sia spettacolare, però c'è chi ha detto guardate, noi non ci fermeremo mai, no? E considerate per esempio che una lega come l'Inghilterra ha 2 coppe nazionali e loro ci tengono moltissimo, soprattutto a quella storica, non le snobbano, non ci sono adesso l'Arsenal ha vinto una partita, l'Arsenal con la squadra al 97esimo 4-3, che Tore mi ha scritto, Guido giustificano perché questi ci tengono alla coppa di lega storica in Inghilterra e giocano con gli occhi di bragia, per citare Dante. Senza dubbio. I like, ragazzi, non ci siamo proprio. Ultime 2 curiosità. No, è perché quello rispecchia anche la poca presenza allo stadio, l'infrasettimanale, la gente è affaticata, è pure tardi. Curiosità, perché Dem è fuori rosa? Io non la so la risposta, onestamente. Perché non ha accettato una cessione? È stata una repick, non si può spiegare altrimenti. Non conosciamo la che ci ha detto Spalletti o Giuntoli. Poi è vero che il calcio ogni tanto è bugia, non hanno mai detto che il giocatore ha avuto atteggiamenti particolarmente discoli, diciamo, da Pierino. Ci fu quell'episodio durante un pre-campionato, le partite di allenamento di un'entrata forte, me ne ricordo perché non sono Fabio stesso mi dice Guido ti sei dimenticato, no, me la ricordo. Sì. È peccato, io lo dissi, un giocatore che doveva essere ceduto anche per rispetto, non ha un ingaggio leggerissimo, sembra che prenda il doppio di Kvara. Certo. È venuto per amore nella lista UEFA, perché non è lista UEFA, non è una punizione, si fanno delle scelte. Vi ricordo che la panchina nelle competizioni europee non è quella integrale, ma è una panchina vecchio stampo ridotta, 18, quindi non puoi portare tutti i giocatori come succede per le competizioni di Serie A, e quindi di fare delle scelte, no? Famoso Benitez che non porta Zapata, Duvan, e quindi lì si è fatta una scelta che è la stessa dell'anno scorso di Spallettone, che lo mise, non l'ha messo nella lista UEFA. Non lo sappiamo, siccome Valerio e io non alimentiamo rumors spettacolari, in realtà chiacchiere, non lo so, sinceramente non lo so. Poi adesso diventa difficile perché è un giocatore che sono 2 stagioni, che ha pochissimi minuti sulle gambe, chiaramente la società non ha puntato su di lui, qualunque allenatore, anche più folle, cioè
prima di lui schiererebbe anche Valerio e me, per dire, ma non per punire i ragazzi. È chiaro. Valentina, curiosità, l'intervento di Lukaku, che per me era sonettissimo, è paragonabile a quello di Coyote postato da Mourinho, o il giallo era giusto, comunque prende prima la palla e poi la caviglia nello slancio, quello di Coyote, che poi Mourinho sui social... A me dispiacque, tra l'altro non abbiamo mai saputo se era vero o meno, dici fu una sorta di complotto, che manca un film di, insomma, degli anni 70, meraviglioso quel cinema, tipo ai Tre Giorni del Corno, il famoso sputo di Lavezzi, no? Che lui aveva ricevuto uno sputo, quello era certo, e forse con uno sputo, tra l'altro in concomitanza con la partenza per le vacanze di Natale, e prese 4 giornate e non furono ridotte, come 4 giornate poi ridotte a 3 a Higuain che sclera e mette le mani sul petto di Irrati, mi sembra, no? Che infatti poi ha fatto carriera. Io una cosa ho capito, tra le poche cose che ho capito nella vita, che non avrei mai potuto fare l'arbitro, ti rispondo così, per 3 caratteristiche che mi avrebbero penalizzato: troppo onesto, ci vedo troppo bene, nel senso uno spirito di osservazione mi aiuta un po' nel cinema, e non sono permaloso. Perché non ha senso, questa diciamo è una battuta, che uno sputo che da un punto di vista della società civile è anche un reato, quindi attenzione, sputate delle persone, è un gesto brutto, dobbiamo dire, però ti togli la maglia che sarà anche sudata, la lavi e non rimane traccia. Se tu rompi la caviglia a un giocatore rimane traccia per tutta la vita, nel senso, a parte che salta delle giornate, poi i dolori quando cambia il tempo te li tieni per tutta la vita. E non può essere paragonato, e ho scelto proprio un esempio estremo, cioè è condannabilissimo lo sputo, è sempre proprio sbagliatissimo, non fare, è una cosa brutta vedersi, brutta che è stato fatta, eccetera, però non danneggia, cioè il giocatore poi continua a giocare nella stessa partita come se niente fosse, no? E anche se non si è rotta caviglia, quelle botte le senti, no? Anche il giorno dopo, no? Comunque noi abbiamo tutta una serie di micro interventi che poi possono portare, no, a infortunio, meno, comunque a fine stagione le botte che hai preso le senti, cammin facendo, e tu prendere una giornata è un'offesa, però è già capitato a Zaza, come il peso della maglia conta, non è solo per il sudore che tu hai prodotto. Abbiamo sentito il VAR lì, e veramente, Valerio, viviamo in un multiuniverso, perché vedi, Pardo è un giornalista bravissimo, anche uno dei pochi colti, perché mi sembra che parla lo spagnolo in maniera perfetta, laureato in economia, insomma, persona. Però la domanda glielo doveva fare, signor Pardo. Allora spiegaci perché non è fallo quello suo, hai capito? Se tu ci pensi, ogni cosa... Infatti questo VAR, spiegavolo questa cosa, perché ci fanno sentire, poi lui che cosa l'ha detto VAR, dice hanno fatto così e così, però allora, non c'è mai mi devi spiegare, così impariamo qualcosa, perché non è fallo. Non spiegano mai. Perché, no, è quello. Attenzione, io non sto alimentando cultura del sospetto, mi conoscete ormai da tempo. Cioè. Anzi, su questo io ho predicato il fatto della trasparenza che poi alla lunga porta a ridurre Ok, in 3 avete detto questo qua. Attenzione, uno di questi arbitri è quello che dice ha preso palla a Belotti che gli prese la caviglia in pieno. Allora tu puoi vedere male. Il punto è che hanno visto non male, hanno visto così quelle 3 persone. Allora, se 3 persone insistevano in studio, ma 3, ok, 3 avete visto quello, non è fallo mai, allora Pardo doveva chiedere perché non è fallo, visto che usa le mani nel callo a braccia, spiegatemi nel regolamento, così lo spieghiamo anche al pubblico a casa e impariamo una cosa. Ma se poi impariamo una cosa, la prossima volta che succede una cosa simile se la devono ricordare, altrimenti uno fa il confronto. Allora, per rispondere, il fallo di Lukaku prima era 3 giornate, questa falsa tipo è molto più simpatica, quella dei maestri di musica che escono, poi rientrano, il bis eccetera. No, ti davano 3 giornate, facevi ritorno e te la dicevano a 2. È sempre stato così, no? Quando è molto più forte erano 4, cioè. Adesso è stata una diretta, ci manca che la Roma faccia riforma, non lo farà perché è rosso diretto, però l'intervento è brutto
E quando Spalletti ha fatto così, bravo Daniele, Massa, sì, lì, brava, bella partita, si è preso 2 giornate così per un applauso. Detto, ma non è che sono cose che ti lasciano perplesso, perché poi i falli nel basket, prima c'era l'antisportivo, c'è il fallo intenzionale, mi ricordo, c'era prima ancora, che erano 2 tiri liberi, palla di possesso, in America un solo tiro libero, come il fallo tecnico. C'è condotta violenta. Io penso che nel sistema calcistico c'è un errore di fondo, che più vado avanti con l'età e più lo vedo chiaro nella mia testa, che certe cose sono fatte per alimentare non solo il sospetto e favorire le grandi squadre che hanno un'influenza sugli altri. Mi spiego. Certe cose nel regolamento del calcio non hanno proprio senso, perché sono fatte da burocrati. Allora non ha senso coinvolgere dopo giocatore, arbitro, eccetera. Tu lo devi fare prima. E prima tu dovresti stabilire tutta una serie di regole, coinvolgendo anche chi gioca, chi ti spiega, guarda, non chi gioca alla quadrato in maniera furbetta. Allora, il famoso quando tu salti ti aiuta, allora lì sì, perché ti serve per slanciarti. Eccetera. Molte regole sono assolutamente contro qualunque senso sportivo e logico della meccanica del corpo umano quando giochi a calcio. E però sono fatti in modo tale che alimentano tutta una serie di interpretazioni. Allora, certe regole andrebbero totalmente rifatte, ma non te lo rimette questo bureau degli arbitri che è più impermeabile di Fort Knox. Lì ci dovrebbe essere una sorta di tavola rotonda dove dice no, noi dobbiamo comunque considerare che è uno sport che deve essere più equo, più spettacolare, più giusto e anche più sano per i calciatori. Non possiamo non coinvolgere chi alla fine è il protagonista di questa gara, cioè i giocatori. Cioè, vedi i falli di mano, no? Allora quello è un fallo, meno male che non è successo niente, molto più grave del fatto che tiri la maglietta. Quello che tiri la maglietta è chiaramente plateale, perché a volte puoi bloccare un'azione particolarmente pericolosa, però tu non puoi prendere a volte lo stesso provvedimento disciplinare con qualcosa che ha una gravità al di là dell'azione del momento, no? Dell'incolumità proprio E invece queste cose noi le vediamo. Poi andando sulla teoria del complotto eccetera, è chiaro che poi vediamo che certe perché a questo punto noi abbiamo avuto Lecce e Milan, se quello è il metodo di giudizio, beh adesso non ci potete rompere le scatole con Lobotka, perché è molto meno grave quel pestino, no? Come il rigorino pestino. però quello è il Milan e quello è il Napoli. Però ho detto, quello che sarebbe importante, ma non lo stanno facendo perché si sono chiusi sempre di più in questa permalosaggine continua, è che certe regole andrebbero riscritte, ma per la funzionalità del gioco del calcio. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo. Perché ci sono scritte da loro, dai vari ex Blatter, eccetera. Ma tu non hai mai giocato a pallone, non sai che significa giocare a pallone ad alti livelli. Faccio un esempio e poi chiudo. Ve lo feci già. Se mettiamo che io sto camminando, incontro Valerio, mi dà un calcio fortissimo sullo stinco. Me lo può anche rompere, ma io non cado a terra. E Valerio è capace che me lo dà un calcio. Vediamo che io sto camminando e la nipotina di Valerio mi dà un calcetto da dietro, io cado a terra. È una grande cretinata quando noi sentiamo, scusate il termine, le trasmissioni, perché non è a volte l'intensità, ma è il movimento del giocatore, dell'avversario, che può causare con più o meno facilità una caduta. È chiaro. E noi abbiamo questo mito dell'intensità. È ovvio che abbiamo moltissime simulazioni, diciamo Valerio, io stiamo facendo una campagna contro questi, quindi non sfonderete nessuna porta perché noi siamo avanti di anni e non di mesi. Però questa è una stupidaggine, perché se soprattutto un giocatore con le leve lunghe che fa determinati movimenti, a volte non coordinatissimi, però ci arriva come si mette. Quindi tu puoi dare un calcio molto più violento e non cadi, e puoi dare un calcio quando tu hai un solo appoggio, stai in corsa in velocità, lo tocchi appena e cade. Il punto è che è caduto, non ha potuto tirare, gli è impedito di tirare. Però l'intensità, tutte quelle, anche qui fatte da sofismi di chi non ha mai giocato a pallone. E che basterebbe l'amatoriale, basterebbe una partita di calciotto, sì, per capire certe dinamiche. Tu hai potuto calciare la palla in porta? No. Stiamo togliendo di mezzo le simulazioni quando uno si... Però è un falso mito,
perché dipende dall'azione, da 2 condizioni di velocità, di equilibrio, eccetera. Quindi non è che tu devi ammazzare una persona, funerale e tutto, allora ti danno rigore. Può essere un fallo molto meno dinamico, più sottile. La famosa spinta, tu stai saltando per fare il calcio d'angolo, basta pochissimo, ti tolgono quell'equilibrio e tu non prendi più in asse il pallone, eppure non è che l'hai spinto, che diciamo... quindi sono stupidaggini, però insomma, noi dobbiamo subire una narrazione che è sempre più faziosa. In realtà sarebbe un argomento molto interessante, perché ci sarebbe da fare lì una guerra filosofica da parte di tutti gli allenatori, i giocatori, eccetera. No, la prossima volta che adesso riscrivete una regola sul fuorigioco, come si chiama, dovete cioè alla fine che siamo 11 contro 11 e proprio a noi non ci state a sentire. Allora giocate voi arbitri, voi dirigenti della FIFA, della UEFA. No, perché noi dobbiamo migliorare in tutto. Guido, un saluto da Diego Pugliese, questo è solo un saluto al grande Guido. No, e l'ultima domanda che ti faccio, da Sasso Roberto: chiedo risposta logico-matematica da Guido. Mercato totalmente sballato, gente tenuta e rinnovata che ha ruolo e non gioca, gente comprata senza ruolo e non gioca, rinnovi. Ad oggi i campioni stanno a zero. Sì, ad oggi, senza nessuna cattiveria, malizia o stracciare tesserini, sì, ma soprattutto tempistiche sbagliate. Il quando nella vita, che sia il cinema, la canzone, cioè nella chiacchierata che facciamo con Valerio, per leggere un attimo, Valerio citò uno dei suoi momenti musicali di Ritorno al futuro, no? Che poi, se noi sappiamo, è una sorta di situazione di ucronia, o di, no? Nel senso che lui sente al telefono Chuck Berry, la canzone che poi scriverà, suonata alla batteria, alla chitarra da Michael J. Fox, che è tornato indietro nel tempo, crea una sorta di paradosso. Sì, che ispira, eccetera. Però che cosa era successo? Che lui che suonava nel presente era troppo moderno, non andava bene con quei conservatori. Tra l'altro c'è un cameo di un musicista carinissimo. Nella vita, nell'arte in particolare, devi arrivare al momento giusto, no? I rinnovi al momento giusto creano situazioni più serene, poi ci possono essere anche micro infortuni che noi conosciamo a fine stagione. Scopriremo che Rachmani si sta portando avanti un problema che è dovuto anticipare il rientro da quell'infortunio, faccio un'ipotesi, no? E lo stanno crocifissando pure a lui, come successe per Amsi, che non aveva detto nulla, che grande uomo era Amsi, che si era portato questo fastidio alle tonsille per tutto un anno e era entrato anche nell'altro campionato, ha detto basta, mi opero perché mi sta penalizzando. Però la tempistica, è chiaro che sembrano ad oggi, per rispondere, delle pedine che non solo non hanno migliorato, come alcuni colleghi dicevano, no? Ma non sono funzionali ai progetti tattici, tecnici della squadra, perché non sappiamo a questo punto questo Livingston dove lo dobbiamo mettere. Forse a suonare a batteria con Valerio, e non stiamo bocciando il ragazzo, però è anche evidente, è arrivato Kakà, quando arrivò Kakà è lo stesso... Rui Costa disse mamma mia, questo è un fenomeno, come quando arrivò Careca, come quando è arrivato Kvara l'anno scorso, dicevo nell'allenamento, ho detto ma chi è arrivato? Ragazzi, se questo faceva fumare l'erba di Castelvolturno, vedete che una posizione la trovava. Sì, sembra che poi è il primo mercato senza un direttore sportivo, ma con delle persone che hanno scalato dei ruoli, e forse anche loro hanno bisogno di tempo. Però ad oggi meno 17 punti, un po' di responsabilità condivise le dobbiamo dare, non può essere colpa solo di Garcia. Perfetto, Guido, io ti abbraccio. È troppo facile dare, ci togliamo. Adesso tocca a me i 1200, che sono molto meno di 20.000. Il primo obiettivo raggiunto per venerdì, sabato massimo. Vediamo di fare Napoleone per voi e poi proseguiamo, visto che Valerio poi insomma buonanotte a tutti, alle amiche Bellini, agli amici Bellini, a Valerio e se permetti Valerio, visto che abbiamo anche un amico che ha lavorato con Jim Jarmusch, vi aspettavate i saluti alle attività professionali, ma non bisogna mai fossilizzarsi. Mai, vedete, perché proprio la stagione non bisogna cambiare nulla, ci ha insegnato che bisogna cambiare. Un abbraccio a tutti. Guido Gentile, piano sequenza, lo trovate su YouTube a parlare di cinema. Fondamentalmente lui viene a farci un favore praticamente a parlare di calcio, che è un argomento facile,
se lo consideriamo così. E nell'abbracciarvi, c'era anche più che una domanda, una considerazione di Walter Sabatini, virgolettata: non posso venire a Napoli perché fa tutto ADL, non avrei un ruolo, pure se mi chiamasse non gli crederei, lui è un pilota e non gli serve un copilota. Questo è una somma più o meno della situazione che abbiamo vissuto quest'estate, che un po' se la porta appresso tutta la stagione del Napoli, fino ad arrivare insomma a Tudor che dice: ma insomma, fammela vedere prima la squadra e poi decidiamo se il 4-3-3 è la cosa ideale, se mi devo io convincere a fare il 4-3-3. E invece questo è l'equivoco tattico su cui si sta basando tutta la stagione del Napoli, che qualche soddisfazione ce la può ancora togliere. Quindi poi lasciate like, ci vediamo domani, approfondimenti, cose varie. Bene, 2-0 siamo passati, bene. Poi piano piano i miglioramenti, come ha detto Mazzarri, con il Cagliari, Ostigard, ci tengo moltissimo. $20.000 buona proprio